Io credo che siamo live, non lo posso mai sapere. What the fuck? Partire nessuno. Sicuro? Sono sicuro. Ok. Quindi ci possiamo spostare, quindi voi mi vedete e mi dovreste sentire. Chiedo prima conferme perché vedete che sta succedendo una cosa, è una cosa di servizio. Sto provando un nuovo sistema perché StreamYard è impazzito completamente, hanno raddoppiato $400 di bolletta e non è pensabile. Quindi se tutto funziona noi andiamo avanti e valuto questo nuovo sistema, che però ti vediamo e ti sentiamo. Perfetto, grazie Henry, grazie a tutti, si sente benissimo, perfettamente, ok, involuzione di gioco. Allora ragazzi, la cosa che mi dà più fastidio di solito è quando si dice si sente? Ho fatto questa cosa diversa. È bella. Allora Nicola, vedi, io volevo non mi costringere a dire che io ve l'avevo detto. È una delle cose più brutte da sentire, specialmente quando si perde. È più bello dire io ve l'avevo detto, abbiamo vinto, vinceva. È inevitabile. È purtroppo inevitabile, specialmente quando le cose si dicano prima. Ecco, almeno questo mi potete dare atto, che le cose si dicono prima, non è in base al risultato, ma è in base a quello che è lo sviluppo della partita e del gioco. Con la Lazio te la potevi giocare tranquillamente, come te la sei giocata oggi, perché te la sei giocata, e nel primo tempo avremmo meritato di fare qualcosa di più. Però se tu poi decidi, perché purtroppo è una decisione, e se non avessi ascoltato la conferenza di Conte di ieri, cioè di ieri, quella post Coppa Italia, sarei rimasto, potevo rimanere nel dubbio. Purtroppo lui mi dice che metto quelli al 45esimo e allora cosa valuto? Vuol dire che la partita di Coppa Italia per lui era solo valutazione della rosa. L'hai valutata la rosa? Benissimo. Sei andato con la squadra titolare fresca contro la Lazio? Benissimo. Non ti ha portato 0 punti e l'eliminazione questa cosa. Mo dici, vabbè, avessero giocato quelli là titolari contro la Lazio in Coppa Italia, vincevi questa? Non lo so, non lo posso sapere. Il senno del dopo poi è troppo facile. Però te la potevi giocare. Te la potevi giocare in Coppa Italia senza uscire volontariamente, perché sei uscito volontariamente. La scelta è di uscire volontariamente e non hai nemmeno avuto il vantaggio dopo. E io tengo presente la Fiorentina, perché la Fiorentina ha giocato, vedi, tutto si può fare. La Fiorentina ha giocato con i titolari in Coppa Italia, è uscita dalla Coppa Italia, ma oggi si porta i punti a casa. Quindi leggo un po' di messaggi vostri. Tengo il ritorno, ma questo lo devo risolvere. Allora, scusate, è tutta una situazione diversa, quindi devo riuscire a sistemare tutto. Allora, parliamo di terzino a gennaio. Cercate un attaccante top. Boh, non lo so, Michele, tu di che squadra sei? Perché dici cercate? Non lo so così. Lumaku, ecco. Lumaku, perché anche oggi ne ha strisciate poche, onestamente,
non va. E io a Conte chiedo anche questo: i cambi, signori, i cambi. Al 92esimo Simeone, stai perdendo, metti Simeone al 92esimo. Non ho capito questa cosa, cioè perché hai fatto entrare Gilmour e quell'altro e Raspadori per riprendere una partita che stai perdendo? Che significa? Non lo sto capendo. Secondo me ha avuto questa settimana in cui Conte non ci ha capito niente, è andato in tilt col doppio impegno, è andato proprio in tilt. La fase offensiva di Conte, mi può anche... allora, le ultime partite sì, perché abbiamo visto ottimi portieri avversari. In questa qua, nel primo tempo sì, ci sono stati dei momenti secondo me buoni, di buona pressione. Dobbiamo fare di più però, sicuramente di più, specialmente senza nemmeno la scusa della squadra stanca del doppio impegno, non è abituato. Rongoni, con la preparazione che hai fatto, sì che ci aspettiamo e dobbiamo avere qualche cosa di più, perché capita la partita in cui non la sblocchi, loro ti fanno un gol e quando la devi andare ad aggiustare ti serve qualcosa, ti devi inventare qualcosa di più di uomo su uomo, Gilmour, Lobotka, Raspadori, McTominay. Hai messo Neres lì e purtroppo Neres è anche un tema e vedrete domani la reaction, perché purtroppo fa una cosa auspicata da tutti Conte, cioè mette Neres al posto di... Che succede? Non sto capendo niente del nuovo sistema. Mettere Neres al posto di Politano, cosa auspicata da tutti, così, quindi la vuoi vincere, non dai un segnale e sicuramente Conte lo dirà. E purtroppo il gol di Isaksen viene perché Neres ci incischia col pallone, la perde e siamo poi vulnerabili poi in difesa perché stavamo tutti in attacco. Ecco perché è stata proprio veramente una tragedia oggi per i presupposti, perché non solo sconfitta, ci può stare, vai avanti, 0 punti, fai recuperare la Lazio, vabbè, però c'è anche la questione che si creano delle problematiche dopo. Dice allora Neres al posto di Politano mai più lo vedremo, e i panchinari mai più li vedremo. Io mi aspettavo almeno una cosa. Dice sono usciti, questa è la cosa positiva, se non vi siete visto il video di ieri. La cosa positiva dell'uscita dalla Coppa Italia poteva essere una sola: adesso non ci sono più occasioni per far lavorare il resto del gruppo nelle partite ufficiali, li devi sfruttare di più e devi fare dei cambi un pochino più presto. Neres al 76esimo e Raspadori e Gilmour all'82esimo. Non ci siamo. Purtroppo non ci siamo. Allora, volano i messaggi, io devo fare in modo che riesco perché è un sistema diverso, devo vedere se mi soddisfa. Vi chiedo scusa se qualcosa non funziona, ma state insieme a me e lo capiremo. Ma l'anno prossimo chi se lo sciroppa? Luca Cone. È assurdo, non riesco a pensare che sarà l'attaccante del Napoli del futuro. No, Alessandro, del futuro no, nel senso il Napoli deve cominciare a prendere Lukaku il primo anno, poi avrà un anno in più, quindi devi cominciare a programmare. Con i soldi di Osimhen non si potrà rispondere ma li abbiamo già spesi, li devi comunque spendere, devi trovarli da qualche parte. Il Napoli non fallisce, non vi preoccupate, non è la questione, teniamo i soldi così, basta leggere i bilanci, non si fallisce, perché probabilmente arriveranno anche i soldi, temo, di Kvara, e quindi si dovrà investire in quello. Magari ti tieni Neres da quella parte e devi trovare un attaccante giovane, perché non è possibile. È inutile prendere un altro attaccante, prendere una barca di soldi e lo abbiamo pagato uno sproposito, e l'attaccante di almeno 2 stagioni. Io dico questa stagione qua, cioè a gennaio non penso che si va forti sul mercato per un attaccante, ma già dall'anno prossimo io non credo proprio che si possa puntare su Lukaku. Gli devi affiancare almeno un co-titolare, se non vuoi fare giocare di più Simeone devi assolutamente affiancargli un co-titolare. Il problema è che non si tira mai in porta un tiro. No, un tiro non è vero. Vabbè, tu dici tiri in porta, su questo sì, nel senso che le statistiche portavano nel primo tempo parecchi tiri del Napoli, però non precisi,
e uno è stato deviato, quello di McTominay all'inizio è stato deviato, quindi forse non si considera nemmeno tiro in porta perché viene bloccato da un difensore. Però se vado a vedere un pochino, ci stiamo portando a casa il possesso palla, che prima Conte diceva non lo voglio, adesso come si dice, lo rivaluta, perché dice però il possesso palla l'abbiamo fatto, fatemi vedere. Big chance. Ah, eccolo qua. Ma se sento bass. Ero io che facevo un giorno all'improvviso. Usciamo dalla coppa. Chi critica K77 sa sta zitto, onestamente, davvero. Me lo so perso, ma lo recupero. Lo recupero perché comunque lui tra i migliori assieme a Lopo, buongiorno, McTominay e Frank alterni. Sì, Tore, prima di tutto grazie Tore. Kvara ha fatto il panico nel primo tempo, ha fatto il panico, distribuiva lui i cartellini gialli, superava sempre, spesso l'uomo, non sempre, però spesso riusciva a superare l'uomo. Nel secondo tempo mi sembrava un po' stanco, acciaccato, comunque l'hanno picchiato per tutta la partita e comunque crea delle cose che altrimenti non si creano, non succede niente. Vedo che non succede proprio poco. Nel secondo tempo siamo stati molto orizzontali, invece di essere verticali alla Conte siamo stati molto orizzontali, quindi usciamo dalla coppa, è la cosa che mi fa più male. Non c'è niente da fare, è un falso mito che viene portato avanti da una certa stampa, da parte di tutti, non solo la stampa napoletana. Si dice sempre fuori dalle coppe così ti concentri tutto sul campionato, e perso. Avresti perso magari lo stesso, ok? È l'idea che non la posso proprio concepire. Noslin è diventato fenomeno. Noslin è un bel giocatore. Bel giocatore sicuramente. Poi, vedi, Baroni li ha alternati spesso. Baroni ha utilizzato la Coppa UEFA proprio per questo motivo qua. What's happening? Sorry, do you want ravioli now or later? Later, please. Okay. You can make it. Bab's only making them for you, so. Oh, ok, thank you so much. Quindi 200 like sono pochi. Sono decisamente pochi. Povero Kvara, palese. Se ne va l'anno prossimo. Su Noslin ti dico che farà schifo dopo sta partita. Ma non è vero, perché Noslin già aveva fatto vedere buone cose, non è diventato un fenomeno con noi in Coppa Italia, già aveva fatto vedere delle cose buone. E dicevo su Baroni che ha utilizzato l'Europa League per alternarli, per dare fiducia un po' a tutti, e quindi se li ritrova. Io sentivo la telecronaca di Paramount in inglese, facevano la conta, dice dalla panchina la Lazio può pescare parecchi jolly che possono giocare bene. Ci metti Pedro, ci metti Noslin, ci metti Ciaunà, cioè ce ne ha parecchi. E il Napoli dice c'hai Neres, e poi diventa difficile. Primo tempo ottimo secondo me di McTominay, ha svariato molto. Olivera benissimo, Kvara martoriato. Il signor Piccione si prende 5, per me si piglia 4, non ne ha capita una. Gialli mancati per entrambi e fenomenologia. Guarda, io vi rimando alla reaction di domani. Se c'è qualche tifoso della Lazio che per caso è capitato qua su questo canale oggi, ciao. Sto preparando anche una sorpresa, tra l'altro, tifosi della Lazio, magari può interessare. Non lo so se riuscirò a farla, ma ci sto provando, e vi invito veramente a guardarvi la reaction di domani, perché lo faccio pulito il signor Piccione, intendiamo ovviamente l'arbitro Colombo, che non ne ha azzeccata una, sia di là che di qua, tutto ha fischiato tutto al contrario, una roba insostenibile, e anche per maloso. Anche se amo Kvara, io poi non vedo quanti ne siete con questo nuovo sistema. Siete tantissimi, siete 800, mamma mia, like subito. Anche se amo Kvara, sta comunque diventando un problema. Se fai il panico senza mai incidere c'è qualcosa che non va. Non sapevo quando utilizzare il nuovo sistema.
in questo caso messaggio che non condivido assolutamente. Se Kvara è il problema, signori, chiudiamo bottega e ce ne andiamo. Mi dispiace Renato, l'ho spiegato troppe volte, sono troppo stanco e non è niente contro di te, ma se per te Kvara è un problema, il Napoli è finito. Il Napoli è finito, non abbiamo altro. Ti devi rendere conto, amico mio, ti devi rendere conto. Se Kvara per voi è un problema, e dico voi perché non sei solamente tu e lo leggo in giro, il Napoli è finito, non abbiamo niente su cui appoggiarci, su cui fare gioco, non c'è altro. Quindi il Napoli è finito, è un problema Kvara. Vabbè, mi dispiace, ma non riesco a essere medio in questo caso, sono molto tranciante. Lukaku Pacco mette una sedia al posto, gioca meglio, come Raspa che tocca 5 palloni e ne perde 8, Kvara sempre bene, troppo lenti nel finale, unica squadra che se sta perdendo gioca indietro. Il giocare indietro in generale alle volte sei costretto, io mi rendo conto, lo stadio mormora quando la passi indietro, ma se la devi passare avanti e la devi perdere, no, si deve creare il presupposto. E alle volte il tornare indietro serve per far muovere un pochino le marcature avversarie, quindi si fa. L'ha fatto anche oggi il Napoli, a un certo punto Rachmani torna indietro perché non mi ricordo chi era, chissà, che tornava indietro perché Neres era marcato, e allora devi far girare il pallone un'altra volta, Neres si smarca e gliela puoi ridare. Però bisogna aumentare proprio la qualità delle ultime giocate, senza dubbio. Noi davvero volevamo puntare allo scudetto, piedi a terra, ci sono squadre più attrezzate, con più gioco e più allenate a vincere, avendo le coppe, ma molte di più. Andrea, questo è un discorso giusto da fare ai tifosi che si sono esaltati subito, e Conte ci ha avvertito chiaramente, e noi qua su questo canale non abbiamo mai sventolato il quarto sul tricolore per dire è fatta quest'anno così. Io ho chiesto a Conte di crescere è l'unica cosa che conta, e crescere significa lasciarsi alle spalle il 10° posto e rifare il percorso che ti porta in Europa. Visto che abbiamo cominciato così bene, il Napoli ha dato l'impressione che tra i primi 4 ci deve arrivare per forza, che è un peccato proprio non arrivare tra i primi 4, perché la Juve sta stentando, perché il Milan sta stentando, e quei 4 posti di solito Inter, Juve e Milan se li vanno a prendere. Quindi il Napoli 4° posto, però che l'Atalanta che sta così in forma, con la Lazio che non molla, con la Fiorentina che darà fastidio, il Napoli se la deve lottare, e non è assolutamente detto, perché non la guardate la classifica perché è tosta, è tostissima. Attenzione, ascoltiamo la canzone. Urge centrocampista di qualità per dare fiato. Caro Mario, il centrocampista urge non solo di qualità, mi sento di dire che ti serve un vice Anghissà, nel senso che se vuoi utilizzare Foloruncio va bene, caratteristiche molto diverse, però almeno fisicità te la può dare così. E centrocampista di qualità, perché essendo passati adesso al 4-3-3 un pochino più puro, è sempre ibrido ma sempre più puro di prima, perché Politano fa meno il terzino, non stiamo a 5 più. E chi è il sostituto di McTominay? O Foloruncio o Raspadori. Di conseguenza uno dei due poi resta scoperto Anghissà, perché il sostituto naturale di Lobotka e Gilmour siamo rimasti scoperti là. Teniamo uno in più tra Neres, Ngonghe, Mazzocchi, Zerbino, tutti questi qua che poi alla fine non avranno minutaggio se non pochissimo, e ti serve uno, quindi serve un centrocampista che sia di qualità, di quantità, serve un centrocampista forte che ti può cambiare anche la partita, proprio tosta. Allora, sono curioso di sentire Mister Conte cosa dice in conferenza stampa, e te lo posso anticipare, io non lo so perché me lo potrete dire voi. Parliamo di Lukaku, giusto Daniele, adesso ne parliamo. Io ti dico che Mister Conte dirà, in qualche modo vi farà capire che ce l'aveva detto, che non erano tutte rose e fiori, e che stiamo lavorando e che non si può pensare di vincere tutte le partite.
questo ti dirà. Poi io sono più curioso di sapere in conferenza stampa cosa gli chiedono, cioè se lo punzecchieranno sulle scelte della Coppa Italia, se questa domanda deve arrivare, per banale che sia, deve arrivargli. Guarda, col senno del poi rifarebbe le scelte della Coppa Italia dove ha messo così, e magari Conte si arrabbia e così, però Conte non si deve arrabbiare, deve accettare certe domande, anzi arrivassero domande che facciano anche riflettere il tecnico, perché il tecnico non è Gesù Cristo, che lui ha sicuramente esperienza, ha vinto, conosce, eccetera eccetera, questo senza dubbio, ma non è Gesù Cristo, non è che tutto quello che fa è infallibile, siamo seri ed onesti. Recupero Daniele, che ringrazio. Parliamo di Lukaku, ma le palle gli arrivano? No, poche, veramente pochissime. E quindi sì, Lukaku è lento. È chiaro che per arrivarti il pallone devi anche dettarlo il passaggio. Se stai sempre spalle alla porta e non punti mai alla profondità, è chiaro che è più difficile. Spalle alla porta dipende molto dai centrocampisti e anche avversari, che spesso ti schermano il passaggio su Lukaku, e quindi c'hai un uomo davanti e un uomo dietro che ti marca, è difficile. Lui questo vuol dire che occupa due avversari e intorno devono succedere delle cose in maniera più veloce. Si deve crescere, si deve migliorare anche sotto questo punto di vista. Allora, sono volati un po' di messaggi, chiedo scusa, cerco di prendervi il più possibile, ma c'ho il sistema nuovo e non lo so, non so i like, lasciate like che siete una marea di persone. Sarei curioso di chiederlo a Conte, perché Lobo si abbassa così tanto il ritmo, sono indicazioni del mister, ultimamente non verticalizza più e non rischia nulla. Domanda che ci può stare a Conte, però io non sono convinto che Lobotka abbia abbassato tanto il ritmo. Lobotka quando prende il pallone la smista quasi subito, poi deve trovare la linea di passaggio giusta, deve trovare il compagno libero giusto, si devono muovere. Quello che non ho visto tantissimo oggi sono anche i movimenti senza palla. L'ho visto una volta Anghissà andare dall'altra parte, cioè andare a fare densità nella zona anche di Kvara, una volta sola, dopodiché come movimenti eravamo un pochino prevedibili nel secondo tempo. Io il primo tempo l'ho ritenuto discreto, buono, qualcosa le abbiamo fatti. Però il secondo tempo c'è stata pure la traversa di Telebashiru, e ricapitolando, mi va di ricapitolare proprio per essere precisi, per non dimenticare niente. Il Napoli come al solito inizia forte, perché il Napoli inizia sempre forte, e quindi c'è l'occasione per McTominay molto simile alla mia simulazione, modestamente, però viene deviato. Dopodiché tiro di Isaksen, Meret fa una parata a terra non male nel primo tempo, dopodiché il tiro di Anghissà parato, difficile, però fa quei due palleggi in tiro moscio, il tiro di Politano fuori, un non passaggio di Politano se non sbaglio nel 39esimo, questa la voglio rivedere per l'analisi tattica, e poi il destro di Kvara su punizione. Insomma un Napoli che aveva concesso quella cosa su Isaksen, ma secondo tempo invece Telebashiru, la traversa sta ancora tremando, tiro di Isaksen moscio, il palo di Anghissà sfiorato di testa, Noslin alto con Meret fuori dai pali, Isaksen il gol, e poi nessuno su un cross, su un traversone, proprio un piccolo cross raso terra all'88esimo di Anghissà. Niente da fare. Alessio sul gol, Neres perde palla, poi Rachmani non può fare fallo su Nolis perché è già ammonito, Isaksen da solo contro uno, un paio di volte in 3 minuti, vero, perché ci aveva messo una pezza Olivera prima, infatti ho detto bravo Olivera. Sì, Rachmani già ammonito insieme a McTominay, e giustamente non si poteva fare, però stavamo sbilanciati. Ma Lobo non verticalizza mai, troppo basso e passaggi semplici elementari. Ok, quindi Kvara è un problema, Lobotka è un problema. Ma giù, io veramente, cioè, Kvara è un problema, Lobotka è un problema, non verticalizza mai, troppo basso, passaggi semplici elementari. Ok.
Buonasera, purtroppo il risultato finale ci porta a 0 punti, anche se alla fine non abbiamo giocato male. L'errore che ho visto spesso in questa partita è l'ultimo passaggio sbagliato. Sì, l'ultimo passaggio sbagliato non è stato mai illuminante. Io ho il problema quando Provedel non è il migliore in campo. Io nell'analisi della partita, l'analisi più banale che si può fare, che però è molto spesso infallibile, se il portiere avversario è il migliore in campo vuol dire che tu hai creato i presupposti. Sei arrivato in porta, hai tirato, sei stato pericoloso, hai beccato la porta. Il Napoli la porta la becca poco, e questo è un dato che noi riportiamo con i dati. Il Napoli la porta la becca poco, e quando la becca deve essere più incisivo, più deciso nel fare. Purtroppo polveri bagnate oggi. Aggiungiamoci il diluvio, aggiungiamoci il compleanno di McTominay. Queste sono le cose che avrebbe detto Mazzarri. C'è stato il compleanno di McTominay, poi con la pioggia è difficile. Speriamo che Conte non dica tutto questo. Problema: nessuno sa crossare, sempre sul portiere, è sempre lenti a parombella. Vero, Domenico? E questo era un problema che era mascherato dal fatto che prima il Napoli non giocava tanto sui cross. Il Napoli aveva un modo di attaccare più centrale, i trequartisti, vi ricordate? Conte parlava dei trequartisti, con Kvara e Politano più interni, lo stesso Neres e Ngong più interni. Adesso stiamo allargando molto il gioco quando facciamo con questo nuovo sistema, e però il numero di cross aumenta, ma non sono tanto pericolosi. Stiamo anche riempendo l'area, perché li sto vedendo, e il riempire l'area è la cosa importante quando fai cross. Però non arrivano, esatto, sono morbidi, non sono mai tesi, che mettono anche un po' di apprensione ai difensori. Quella famosa cosa di Garcia, fare un cross forte, qualcosa può succedere sempre. Allora, bisogna essere onesti con noi stessi. Stiamo ottenendo il massimo dalla rosa. L'accuratezza della fase difensiva porta uno scompenso durante la fase offensiva. Questo mi sembra abbastanza logico quando parli della famosissima coperta corta. Cioè, tu devi dare una priorità, perché questa squadra veniva da dove veniva e bisognava dare una priorità. E visto che hai cominciato col Verona prendendo 3 gol, è chiaro, ricordiamolo, facciamo bene a ricordarlo, che quella non era ancora la squadra che sta giocando adesso, il mercato andava ancora completato. Però Conte dice: se qua noi pigliamo imbarcate così per andare all'attacco, in Champions la vediamo col binocolo. Quindi tu devi sicuramente bloccare prima quelle che sono, senza scoprirti troppo. Poi col tempo, ecco i famosi margini di miglioramento, devi, mantenendo il più possibile quell'equilibrio, aumentare la fase offensiva e diventare più pericoloso. Purtroppo questo non sta accadendo sempre, o al meglio non è accaduto oggi. Fabio: e il gioco di Conte è così, l'attacco dato da azioni di singoli non ha un gioco, neanche 400 like. Gianca, è perché sicuramente la gente è un po' depressa, si dimenticano i like. Questo potrebbe essere la richiesta dei like. Lo metto qua. Un fallo di mano, fammi vedere, a bordo area nessuno l'ha visto. Navaco, io l'ho visto. Essendo a bordo area, non essendo in area, non si può nemmeno vedere, non si può chiamare. Purtroppo il piccione, e fatemi riaccendere qua, purtroppo il piccione ha fatto così per tutta la partita, indicando che ha visto lui così, niente, però come li odio quando fai così. Ma tu non fischiare ok, non fischiare, va bene pure che non fischi, nel dubbio non fischiare, così ci hanno insegnato, ma se fai così vuol dire proprio non mi chiamate dal VAR perché ho visto io. E poi si sviluppa il discorso del protocollo, dice non possiamo chiamare perché in questo caso, oltre al fallo di mano a bordo area e a un fallo su Kvara clamorosissimo proprio sulla linea dell'area di rigore, là il VAR non ti può chiamare perché ti può chiamare solo in caso di rigore e non in caso di calcio di punizione. Ma se l'arbitro fa così, piccionissimo, succede ancora di meno. C'era il fallo di Rachmani prima. No, questo fai bene, Davide, ad aggiungere, perché ha sbagliato da tutte e due le parti, e ci tengo moltissimo a dirlo. Proprio errori, una continuazione, gomitate, non viste, cose strane, anche scambi di persone. Tremendo, assolutamente tremendo.
Ho paura si sia rotto l'equilibrio del gruppo con le scelte in Coppa Italia di mandare a rogo le riserve. Insomma, è una paura che tu hai legittima, che io non voglio ancora affrontare come argomento, perché oggi avevamo tutti i titolari, cioè, capito? Non è che puoi dire adesso le riserve remano contro, non giocano più insieme, stavano tutti i titolari davanti, quindi seppure le riserve magari adesso sono deluse, ed può essere che sono deluse, che sono state insomma mandate allo sbaraglio, e loro possono essere delusi, l'equilibrio del gruppo. I titolari comunque dovevano fare la loro partita, l'hanno fatta nel limite del possibile, ma senza essere incisivi. È chiaro che lo vedremo più in là, perché una delle cose importanti dell'anno scorso era che era tutto scollato, ognuno andava per i fatti suoi, mentre quest'anno stiamo vedendo di nuovo un certo spirito di gruppo, gente che si aiuta, che si dà una mano in campo. Io non penso che sia mancato questo oggi, che non si siano dati una mano. La partita è andata come è andata, una partita secondo me abbastanza normale. Sapete le partite normali? Cioè, c'è un certo equilibrio, alle volte pende da una parte, alle volte pende dall'altra, e queste occasioni, queste partite equilibrate si risolvono su un episodio. Perdi una palla che sta in attacco, ti trovi un po' in squilibrio e prendi il contropiedaccio, e hai preso il contropiedaccio. Poteva capitare il gol di Telebashir, poteva capitare il gol di Enghissà, insomma siamo nella logica delle cose. È chiaro che fa più male però se viene dopo quella situazione là, perché oggi avrebbe messo tutto a tacere, una bella vittoria con la Lazio, dice visto, io ne so una più del diavolo. E l'unico problema potrebbe essere proprio questo, è che adesso una più del diavolo Conte non viene più visto come un santone che sa tutto lui. E è sbagliato, caro amico e caro Antonio, questa volta è sbagliato. E io sono quello che ha detto tu sei leader, tu sei l'unico che doveva venire qua, perché in questo momento senza uno così non si sarebbe fatto questo mercato, non si sarebbero mantenuti, serviva la credibilità. Oggi per me, per come hai affrontato il doppio impegno, un po' di credibilità l'hai persa. Magari solo per me, per i giocatori no. Stasera sembrava il Napoli di Garcia, possesso sterile, pochi e lenti movimenti e Kvara contro tutti, doppia figuraccia contro una squadra che ha una competizione in più ed è in costruzione come noi. Sicuramente è giusto dire che è in costruzione come noi perché hanno perso tanti uomini e ne hanno comprati tanti altri, quindi è una squadra che si sta sviluppando, anche loro giustamente l'allenatore nuovo, e stanno trovando una certa continuità. Ora come punti siamo lì perché poi loro hanno steccato col Parma, quindi non è che Lazio molto me, però hanno fatto il percorso importante in Europa e quindi è un di più che loro si stanno ritrovando senza dubbio. Ma magari quello di Garcia, dice Massimiliano, che è molto molto severo con Conte, e lo capisco, tra l'altro lo è stato per parecchio tempo anche prima. Io qua non vedo chi è abbonato, però già devo ragionare su queste cose qua. Personalmente suppongo che Combi abbia calcolato anche queste due sconfitte, mettendo pressione al DS per il mercato di riparazione di gennaio. Io non lo so, ragazzi, ma voi veramente pensate che un allenatore perde le partite apposta per farsi comprare i giocatori? Io la vedo una follia. E i giocatori te li devi far comprare, se ti servono te li devi far comprare con o senza le sconfitte. Io non posso pensare che tu hai perso apposta col Verona per farti fare il mercato finale. Già lo stavano facendo, chiudendo il mercato finale, lo devi fare a prescindere, con o senza le sconfitte. Questo è un discorso che andrà approfondito e va valutato, perché io non lo ritengo una cosa possibile. Poi tutto può essere nel calcio, e con certi personaggi tutto può essere, perché De Laurentiis molto spesso ci ha detto non c'ho niente da riparare, siamo primi che devo riparare, e magari Conte, sapendo questo, dice no, tieni da riparare, ma
è tutto vantaggio di Conte continuare il suo racconto, che è vero e che è veritiero, cioè la squadra ce ne ho 11 più qualcuno, però sarebbe vantaggio tutto suo dire nonostante questo guardate quanto stiamo avanti e siamo ancora primi in classifica. Non penso che sia voglia sua di infognarsi in una situazione dove siamo tutti punto a punto e poi dopo rischi che non ci vai. Diventa un fallimento di Conte se non ci vai, perché poi ti diranno comunque ne abbiamo spesi 100 e passa sul mercato, comunque non avevi le coppe, se non vai in Champions la gente parlerà giustamente di fallimento. Quindi io non penso che Conte si possa prendere questo rischio. Se poi non gli arriva il mercato, state sicuri che Conte si lamenterà, perché lo ha sempre fatto con tutte le squadre. Si è lamentato con la Juve, si è lamentato con l'Inter, figurati se non si lamenta con noi. Non saremo diversi. Però che lo faccia apposta, cioè che calcoli le sconfitte per mettere pressione a manna, la vedo una cosa impossibile. A parte il colpo di testa al lavoro di Anghissà, io onestamente quando c'è un calcio d'angolo già so che non accadrà nulla. Oggi era chiarissimo, caro Lapis, c'era questo movimento a mezzaluna che faceva Lobotka per tirarsi fuori Isaksen e poi non accadeva nulla. Non è accaduto nulla e ne abbiamo tirati anche parecchi di calci d'angolo, non siamo mai stati pericolosi. E quindi è vero, quando c'è un angolo per gli avversari ti senti un pochino più in apprensione. Oggi chi hai preferito tra Buongiorno e Rachmani? Buongiorno meglio di Torino, però forse entrambi hanno avuto qualche sbavatura rispetto al solito. Sì, no, Rachmani si è squagliato un paio di volte. Buongiorno, non ricordo sbavaturissime in reazione, non mi ricordo di aver detto buongiorno, però non l'ho visto potente come altre volte, dominante come altre volte. 5,5 entrambi, forse qualcosa di meno Rachmani, però non bene. Il problema grosso è che Lukaku vuole fare la bomba, per fare la bomba ci vogliono inserimenti delle mezziali, noi invece andiamo a fare i cross musci per uno che è mago e specialista nei colpi di testa. È vero, Lukaku nonostante l'altezza non è il suo colpo preferito, non salta tantissimo, è grosso, cioè è alto ma è anche forse troppo grosso per saltare anche di testa come salta un Osimhen, che è alto ma è slim. Io azzarderei un Simeone titolare, mi dà una sensazione che impatti molto di più di un Lukaku così. È un discorso che io accetto, che non so se Conte accetta, ma dopo aver visto oggi che tu stai perdendo e non lo metti fino al 92esimo, io Simeone mi deprimo onestamente. Oltretutto ascoltate Simeone che aveva segnato contro la Lazio e che era arrabbiatissimo per l'eliminazione, ha detto la vorrei giocare tra 10 minuti, la vorrei rigiocare subito domani perché usciamo col fuoco, siamo incazzati neri e volevamo. Io non dico di rimettere tutti i giocatori che hanno perso perché sarebbe stato ridicolo, però anche giocatori che hanno sentito il bruciore della sconfitta in Coppa Italia, per darsi anche un tono e per dire ok, ce ne avete fatto 3 là, ma adesso no, adesso in casa nostra ti facciamo vedere. No, la fiducia assoluta sui titolari, o almeno tu dici io questi sono i meglio e non li cambio, e finora ha pagato, oggi no, purtroppo si tirano le somme di quello che si fa. Per me sì, Simeone sì, farlo entrare, magari un Lukaku che entra al 60esimo, però al 60esimo, anche se Lukaku poi te lo metti anche lui al 90esimo, neanche può fare niente. Francesco, no, allora sei sarcastico e sei cattivo, mi fai diventare quello là cattivo. Ma si sente o basso? Perché poi se non si sente io cancello tutto. Si dovrebbe sentire. Almeno quest'anno possiamo vincere la Coppa Italia. Tra l'altro la Coppa Italia ti porta anche a fare la Supercoppa, che le coppette così non fa male fare un'altra competizione dove ti puoi portare un trofeo a casa. È quasi, anche se è ridicolo fare la Supercoppa là, diventa quasi un torneo internazionale, nel senso che vai a giocarlo fuori porta
Il che anche questo non è male, sono esperienze, sono cose che i giocatori devono fare, le partite che contano, più metti all'interno del tuo bagaglio partite che contano, partite da dentro o fuori, perché sono 11 finali, 12 finali, 13 finali, 14 finali, no, le finali sono finali, le finali non contano i cartellini gialli, te lo spendi, è diversa la finale, e quindi... Che mentalità, ho letto tantissima mentalità perdente in questi 2 giorni. Dicono, ma a me che me ne ma non me ne frega niente. Perché? Perché era la convinzione di giocarsi lo scudetto. Signori, lo scudetto, se volete credere allo scudetto, ci potete credere anche andando avanti in Coppa Italia. Questa è la cosa che non capisco di mentalità del tifoso e anche di Conte. Ti vuoi giocare se Conte in mente suo, perché molti lo dicono, dice Conte tiene in mente lo scudetto, è uscito apposta perché sono 3-4 partite, ma che fastidio ti dà la Coppa Italia? Giocatela mettendo anche 7-8 cambi, benissimo, ma non tutti e 11, perché tutti e 11 dai un messaggio sbagliato proprio alla panchina, proprio a quelli che fai giocare, gli stai dando un messaggio sbagliato, dice questa è la vostra competizione e a me non interessa niente, i cambi? No, io vi devo valutare, come se tu li puoi valutare per una volta che giocano tutti insieme in Coppa Italia, non stai valutando niente e nessuno, quindi se tu credi nello scudetto, benissimo, tieniti la panchina pronta perché te li ritroverai pronti, e invece no, non potranno giocare più, quindi la mia richiesta era falli giocare di più adesso quelli della panchina per non perderli per strada, perché giocatori come Mario Rui insieme ad Olivera, giocatori come Lozano insieme a Politano, giocatori come Elmas che nessuno considera perché teniamo gli 8/11 dello scudetto, furono fondamentali per lo scudetto. Simeone fu fondamentale per lo scudetto, lo stesso Raspadori fu fondamentale per lo scudetto. Allora se tu li utilizzi un pochino di più te li ritrovi, se invece li utilizzi col contagocce dandogli pochi secondi non te li ritrovi più. E quindi credete allo scudetto, potevate continuare a crederci anche con la Coppa Italia. Io non credo allo scudetto, credevo che la Coppa Italia, essendo poche partite, te la puoi anche svangare, perché Conte nella partita secca se la può anche svangare con la partita sporca, con la partita col coltello tra i denti che Conte riesce a far fare alle sue squadre. D'altra parte, con l'Inter ce la siamo giocata 1-1. In teoria vai ai rigori. Ce la siamo giocata, invece no. Allo sbando. Vai tranquillo. Juan Jesus, Marin, Zerbin, Spinazzo. Era anche al di là. Perché adesso recupero anche un pochino di discorsi che non vi ho potuto fare perché stavo al Plaza. Al di là del fatto che siano riserve e che quindi siano più scarsi ovviamente, altrimenti giocherebbero, era una formazione squilibrata, perché tu hai messo Spinazzola e Zerbin che sono 2 offensivi a fare i terzini con la Lazio che va, hai messo Rafa Marino e Juan Jesus insieme, buonanotte ai sognatori per la difesa, ma va benissimo, poi hai messo Raspadori al posto di Anghissà. Oh, ma che significa? È il discorso dell'equilibrio, sei andato a farsi benedire. È per questo che non lo posso proprio accettare. Non lo posso proprio accettare. Igor Colombo, ti chiami come l'arbitro. Aspettiamo tutti con ansia l'ennesimo muro del pianto di Antonio. Vediamo, non lo so. Appena parla, se ha parlato, riportatemi le... Senti, basta anni 70. Bravissimo. Bravo Navajo. Riportatemi le parole di Conte se ci sono. Intanto io non devo dimenticare i vocali. Ciao a tutti amici bellini, ciao Valerio, spero non stai troppo nervoso. Aspetta. Oh. Personalmente un po' nervoso, sì. Neanche più di tanto, perché che cosa gli vuoi dire? Siamo più deboli anche della Lazio, l'abbiamo capito già giovedì quando abbiamo giocato con la seconda squadra, contro la seconda squadra della Lazio, più Zaccagni e Rovella, che oggi non c'era. A maggior ragione oggi io mi aspettavo molto di più, siamo durati credo 15 minuti, poi la Lazio ha capito che non facevamo male ed è uscita fuori con le assenze del terzino, come si chiama, Nuno Tavares e Rovella. Ma allora è colpa mia. Sinceramente
E tra parentesi io voglio aggiungere che fuori casa la Lazio gioca peggio, molto peggio che in casa, nonostante comunque gioca meglio. Ci è venuta a giocare in faccia, ci è venuta a vincere perché hanno vinto, e noi non siamo stati mai pericolosi, soprattutto dopo l'1-0 loro. Quindi cosa possiamo dire di questa squadra? Quando è che cominciamo a calciare dei calci d'angolo decenti? O troppo corti o troppo lunghi? Mai un calcio d'angolo battuto come Dio comanda. Scusate la lunghezza. Ciao Ale, io lo so che ha detto. Adesso ti recupero, Gazzella. Dice, Francesco ci dice, ha parlato e ha detto lui vuole dominare le partite, e tutti le vogliono dominare le partite. Questo non significa niente. Non so che tipo di domanda gli è arrivata per fargli dire questa cosa. Ci sono state delle partite che abbiamo vinto facendo poco possesso palla e qualcuno si è lamentato. Va bene, almeno arrivava il risultato così. Sta ritornando il possesso palla, per me non è un difetto che stiamo dominando e che vogliamo tenere di più il pallone, assolutamente. Quindi va bene, non dobbiamo, ecco, proprio sarebbe un errore clamoroso adesso dire che abbiamo la paura mia è che lui poi possa tornare indietro e dire poi metto Neres, siamo più sbilanciati, e se perdo palla con Neres prendiamo poi il contropiedaccio che finora non avevamo preso. Però hai perso pure una partita 3-0 con l'Atalanta senza essere riuscito a fare molto. Ti hanno dominato sotto il punto di vista fisico e tattico. Andiamo avanti. Aspetta. Conte verrà massacrato da tutti quelli che vogliono massacrarlo anche da quando si vinceva. Però in una stagione in cui si lotta per andare in Champions ci sono partite che perdi, ci sono partite che pareggi. Lo dicevamo inizio stagione, certo. Ci saranno momenti così e ne capiteranno. Dobbiamo continuare sulla nostra strada. Secondo me mediamente siamo andati sulla stessa falsariga delle ultime 2 o 3 partite, cioè giocando leggermente meglio del solito, perché bisogna giudicare le prestazioni sia quando vinciamo che quando perdiamo. Tutte le volte che abbiamo vinto di poco abbiamo detto però si è giocato così. Allora diciamo anche che oggi non abbiamo meritato di perdere rispetto alla Lazio, abbiamo perso perché allora hanno trovato una giocata giusta e noi no. Quindi la Lazio vince immediatamente, ma noi siamo nel nostro percorso, secondo me. Ci brucia un po' la cosa della Coppa Italia, ma che ci vogliamo fare? Conte con le coppe è sempre stato così, sapevamo anche questo. E forse lo sapeva anche De Laurentiis, che ci tiene così tanto ad andare in Champions, che gli avrà detto sin dall'inizio che poteva fare così. Questo senza alcun dubbio, perché poi De Laurentiis ha risposto, vedi, alcune cose io posso averle come intuizione, che io vi dico, secondo me dalla società è arrivato anche l'input, dice fai quello che vuoi, a noi della Coppa Italia non ci interessa assolutamente niente, e poi De Laurentiis ce lo conferma. Quindi sotto questo punto di vista sì, per me partita discreta, come ti ho detto prima, partita discreta, abbastanza equilibrata, loro sì, forse un pochino di più loro nel secondo tempo, molto meglio noi nel primo, e la partita equilibrata. È chiaro che però metti tutto sul piatto e ripeto la cosa più banale del mondo, Provedel non è stato protagonista. Quindi se Provedel non è stato protagonista io sono meno soddisfatto di quanto abbiamo fatto con il Torino, dove Milinkovic-Savic è stato protagonista. È questo che voglio vedere dal Napoli, cioè il possesso palla va benissimo, ma voglio vedere i portieri impegnati. Ha detto la qualunque a DAZN, il percorso, la ricostruzione, le sconfitte ci saranno, ma l'importante è bla bla bla. E vabbè, questo lo faremo. Ti vedo con un leggero scatto, non sembri fluido al 100%. Questo mo devo capire se è il nuovo sistema oppure è il nuovo software. Sono tante cose che devo provare, però qua dobbiamo migliorare. Se non miglioriamo, crescere è l'unica cosa che conta. Lasciate i like che devo sentire un altro vocale. Ciao Vale, ciao amici bellini. Io vorrei non partecipare alla tempesta di cacca che pioverà su Conte. Pure io. Però non ce la faccio sta cosa che siamo usciti dalla Coppa Italia per fare la partita, poi alla fine non è che l'abbiamo giocata così male, comunque per non arrivare a prendere punti con la Lazio è mancanza di ambizione. Comunque senza coinvolgere la prima punta nel proprio gioco è difficile segnare. Dispiace che quando è entrato Neres suppiamo gol, ma questo è da 3 mesi che gioca 10 minuti a partita. Per me ci sta pure che voglia strafare. Comunque complimenti a Isaksen, ha fatto un bel gol, pure si è deviato. Complimenti a Baroni, che signore allenatore. E io me lo ricordo ancora in quel 4-2 contro il Bologna che segna di testa. Che sì. sono vecchio. Ciao, vai.
Bravo Raff. Vedo gente che si sta in tutti i modi accapezzando per difendere. Aspetta, Massi, adesso ti recupero. Sì, è chiaro che quando giochi pochissimo poi dopo rischi di voler fare la giocata decisiva per dimostrare è normale che sia così. Nessuno credo se la prenderà con Neres, anche perché c'ha tanto credito, è stato un uomo che è stato un giocatore che ha avuto un impatto sul Napoli fortissimo. È stato importante, che ha portato punti proprio in termini di punti. Però c'è da dire, se lo avesse fatto Politano avremmo X e tutti i social tempestati di Politano, la sciagura del Napoli, grazie a lui abbiamo perso, eccetera eccetera, fa sempre la stessa cosa, eccetera eccetera. Su Neres non lo sentirete dire, e su quello che si dice, che si dirà su Conte, sono il primo che vorrei essere la voce contraria e difenderlo e magari portare avanti un discorso, ma purtroppo vi ripeto, più che la partita l'eliminazione non conta, si va avanti o si perde. La Fiorentina ha perso con l'Empoli, che gli vuoi dire, ha giocato con i titolari, che gli vuoi dire, cioè capitano le partite così, quindi l'eliminazione brucia fino a un certo punto, è l'idea che proprio non sopporto. E quando ha parlato in conferenza post partita mi ha confermato che proprio non lo voleva proprio fare. Secondo me è andato proprio nel pallone questa settimana, cioè adesso faccio così, hai dato, maronna mia, questo penso di averlo detto in un altro video, non lo so, hai dato una pressione ai titolari esageratissima. Cioè oltre a testare i panchinari tutta la partita contro la Lazio in Coppa Italia, hai costretto i titolari a Jumo a vincere per forza, perché dopo quello che ho fatto e voi siete titolarissimi, se non battiamo la Lazio oggi in casa, allora se lo fa apposta per togliersi pressioni da dosso e buttare al macello questi ragazzi, bisogna ragionare, e spero che ci si stia già ragionando per il prossimo allenatore tra qualche anno. Ma adesso noi dobbiamo sfruttare la spinta di Conte. Conte è un allenatore unico a cui è permesso di fare, di disfare, di distruggere, di intervenire a gamba tesa, a livello comunicativo fa quello che vuole, c'ha una grande stampa, grandi amicizie. Dobbiamo sfruttare noi Conte, non il contrario, cioè Conte che sfrutta noi, perché Conte si doveva rilanciare, soprattutto dopo l'esperienza inglese. Conte si doveva rilanciare, ma dobbiamo anche noi sfruttare Conte. Con Conte bisogna andare direttissima in Champions senza discussioni, perché se non ci vai e sali dal 10° al 5° che non sappiamo ancora se è giusto per la Champions o no, è un salto di qualità che però non mi soddisfa. Io devo arrivarci in Champions a questo punto, perché il Milan e la Juventus stanno stentando e quindi ti devi andare a mettere là. L'Atalanta vuole fare il campionato della vita, si meritano lo scudetto, benissimo, vuol dire che se la devono vedere loro con l'Inter. Restano 2 posti. Inter e Atalanta fanno un campionato, restano 2 posti. C'è il Napoli, c'è la Lazio, c'è la Fiorentina, c'è il Milan e c'è la Juve, perché comunque la Juve alla fine in qualche modo tutti pareggi, ma non perdono, stanno là comunque così, stanno perdendo terreno. Però ricordiamo che Inter e Fiorentina devono recuperare una partita, il Milan deve recuperare una partita, insomma stiamo tutti là e sarà un campionato avvincente. Daniele: con Neres titolare non pensi che arrivino delle marcature come contro Kvara, magari raddoppiato, triplicato, in materia si aprono molti spazi? Sono convinto di questo, sì, specialmente, Daniele, mi dai uno spunto, specialmente se la tua idea, che è cambiata, è quella di tenere di più il pallone, vuoi dominare le partite, vuoi avere più possesso palla rispetto agli avversari, benissimo, Neres, ancora di più, perché non gli stai facendo nemmeno fare tanto, la fa la fase difensiva, ma la fa pure Neres, a Politano, il terzino. Di conseguenza sfruttiamo questa cosa e diamo un grattacapo di più agli avversari, perché se andiamo a sfondare solamente con Kvara nell'1 contro 1 può diventare prevedibile. Sulla destra deve funzionare a catena con le sovrapposizioni e molto spesso funziona, però se poi i cross sono sempre innocui, alle volte devi entrare dentro e Neres lo può fare. Se ne hai 2 forti a destra che a sinistra non puoi raddoppiarli tutti. Esatto, e questo è il discorso.
2 anche perché non credo che il quinto posto utile rimarrà. Questo vedremo, Carlo, vedremo, perché dipende da come si comportano tutte le italiane e anche le altre squadre in Europa. Potrebbe esserci il quinto posto o potrebbe non esserci, ma non dobbiamo contarci. Questo è importante. Ale, critica a me stesso. Ale, ma non so se Ale so io, se stai parlando con Conte all'aria di chi controlla tutto e tutti e decide tutto, eppure io non capisco tutte queste partite diverse una dall'altra, tiri, non tiri, possesso, non possesso, cross, non cross. Non lo so, Robè, è difficile da spiegare. Se avesse continuato sempre con lasciare il pallino agli avversari, magari ci saremmo fatti una ragione, dice il Napoli così, però erano i famosi margini di miglioramento. Lasciare il pallino sempre agli avversari non è un bene, quindi il fatto che il Napoli abbia deciso di fare più possesso palla, abbia voluto tenere di più il pallino del gioco, per me è una cosa positiva. Poi devi essere più bravo là davanti e devi essere, se vogliamo chiederlo a Conte, devi essere anche più pronto a cambiare le carte in tavola un pochino più velocemente. E dici Lukaku non è la sua partita, Simeone invece sembra in forma, e su Simeone gli amici bellini, quelli là della vecchia data, sanno che io vi dissi una cosa e lo dissi anche a Spalletti manco me la sentito, ma perché con Osimhen in quella forma che cosa volevi fare? Simeone è un tipo di giocatore che avrà dei suoi limiti, ma quando sta in grande forma segna pure soffiando sul pallone. Ricordatevelo col Verona, faceva triplette. Quando entra in forma Simeone sta nella forma smagliante, e credo che in questo momento lo sia, perché il modo in cui segna con la Lazio non è banale, perché ci arriva lo scatto, anticipa eccetera eccetera. Lo devi sfruttare Simeone proprio in questi momenti qua. Lo dissi a Spalletti, lo posso dire anche a Conte. Capire i momenti dei giocatori, e una volta sovverti le gerarchie in modo tale che Lukaku non si piglia collera, tenete una storia, un'amicizia così, e dai anche la sensazione a un altro che sta in panchina e che si fa il mazzo tutta la settimana e che non giocherà mai, che una volta ogni tanto può anche capitare il momento suo. Guarda un po', addirittura ha tolto da mezzo a Lukaku, cosa che Conte ha fatto a un certo punto, l'ha tolta al 60esimo, non so in quale partita, però si deve fare di più. Si deve fare di più. I cambi sempre a 75, i cambi vanno fatti a 60, poi è possibile che si acconti gli blocchi Lukaku non abbia robi di gioco. Esatto, no, ma i cambi prima, proprio per dare anche una ventata di freschezza. Conte ha detto che il problema è che dobbiamo segnare, ma fin quando lasci il morto in campo come si fa a segnare? È chiaro. Però Lukaku è anche quello che in altre partite ti ha portato assist e gol. Quindi io capisco, Lukaku può essere più un problema di sviluppo della manovra, che non aiuta tantissimo così, specialmente in partite così dove con molto statico, però sta portando qualche punto, sta portando delle cose. Io ripeto quello che vi ho detto: se arriva alla fine della stagione con quei numeri iniziali che poi triplica, nemmeno poi così male. Il problema è non avere poi un modo di sviluppare che non sia con Lukaku. Il discorso dei soldi per me senza senso, vuol dire che se erano allenatore dicevi lo stesso. Vabbè, ho stato rispondendo tra di lui, quindi non lo so. Bestia nera della Lazio, anche questo è vero, Maximal, e certe cose si ripetono. La storia esiste, la storia esiste. Una cosa che mi fa incazzare, scusa, che ti qualifichi a fare per le coppe se non vedi l'ora di uscirne? Io veramente non mi capace. Lo so. Allora, un po' staffette, alternanza, alla fine gli unici che possiamo scambiare sono proprio gli attaccanti. Esatto, perché poi in difesa che vuoi cambiare? Domanda un po' diversa. La comunicazione dell'allenatore che spicca più di altri come leader a Napoli ha funzionato solo con Spalletti. Ancelotti e Conte non è amato del tutto. Perché secondo te? Non lo so. Spalletti ha saputo essere tosto. Poi dipende da cosa intendi, perché se intendi con comunicazione per l'ambiente dei tifosi è un conto. Spalletti è stato bravo anche a essere ruffiano al punto giusto, saper utilizzare Maradona il giusto, saper utilizzare i tifosi il giusto, ed era filosofo abbastanza da sapere quando utilizzare il cioccolatino e quando invece andare tosto, perché ricordiamo che Spalletti è anche quello che prende Auriemma, dice proprio lei,
le cose che hai detto, e si ricordava tutte, era preciso. Spalletti si è chiuso nello stanzino e ha detto: io so peste e corne di questo ambiente in questo momento e saprò come rigirarmelo a mio piacimento. Spalletti sì, Ancelotti no. Ancelotti secondo me, ecco, se devo paragonare Ancelotti e Conte, probabilmente sono arrivati un po' protetti da un'aura di intoccabili, no? Il più vincente del mondo, Conte che risolve tutto così, e quindi questo probabilmente crea anche un inizio soft da parte dell'ambiente. Se prendono Conte, per esempio, prende il sopravvento in maniera aggressiva, Ancelotti invece progressivamente si è lasciato passare sulle spalle quello che stava succedendo, insomma, che era una situazione complicata. Non lo so il perché, non lo so in effetti il perché, però la comunicazione è importante, è importantissima, e vedremo chi avrà la meglio. Vedremo chi avrà la meglio. Ciao Valerio, se per 3 mesi Conte racconta che non esistono titolari e poi schiera la squadra B, non dà segnali di incoerenza? Certo Mario, è normale, ma lo dirà, tutti gli allenatori diranno sempre non esistono i titolari. Il problema è che quando lui ha detto io devo anche valutare quelli là, volendo fare un discorso positivo, devo dare soddisfazioni a quelli che si impegnano in allenamento, il problema è quando tu mi hai risposto a quella frase chiave, quando gli hanno chiesto ma non potevate, perdendo 3-1, non potevamo fare qualche cambio un po' più presto, e Conte ha risposto ma se io devo valutare i calciatori come che se li cambio troppo presto come li valuto? È lì che finisce tutto, perché vuol dire che tu consideri una squadra che devi valutare e una squadra che invece consideri che può giocare a pallone. È lì che viene a mancare proprio tutto un discorso di un allenatore, che te la devi giocare la competizione, non esiste proprio, non glielo perdono, non glielo posso mai perdonare. Lukaku per età e movimenti può fare solo il centro boa, utile sì, ma non sempre, è anche abbastanza contenibile se ben marcato, insomma ti costringe a una sola soluzione. È vero, è vero. Allora, non pensi che trovando equilibri diversi dietro e mettendo un attacco più pericoloso come Neres, Kvara e Lukaku possiamo risolvere la sterilità di questo Napoli? E sicuramente aggiungere un altro che ti salta l'uomo è utile, sicuramente, però magari potrebbe essere utile pure rimetterli vicini, Neres e Kvara, cioè fargli fare i trequartisti che possono scambiare, perché le cose più sfiziose le abbiamo viste quando erano vicini e potevano scambiare di prima, due che danno del tuo al pallone. Poi però tutto questo si è perso quando è arrivato McTominay, tu dici io questo qua lo devo far giocare perché è quello che ha i gol nelle gambe, e prima l'hai utilizzato proprio da seconda punta, da punta vera e propria, poi l'hai abbassato un pochino perché partecipi di più alla manovra, e quindi siamo alle solite, la coperta corta, Neres, Kvara e Lukaku, devi tornare poi a una difesa a 3, perché se li metti così uguali, Conte dice che Politano fa la fase difensiva, sono domande legittime, amici miei, non vi posso dare tutte le risposte, posso però ascoltare il vocale di Massi. Non voglio parlare della discussione Coppa Italia, quindi dovevi vincere adesso, già penso se ne è parlato a lungo di quanto abbia fatto schifo quella cosa lì. Voglio soffermarmi sul dato veramente drammatico della fase offensiva, che è palesemente costruita sull'acquisto di Lukaku, acquisto che ad oggi si rivela il più grande sbaglio della stagione. Conte non vuole accettarlo perché comunque Simeone entra al 91esimo in partita. Vorrei sapere anche tu che ne pensi, perché siccome si discute molto, no? Tutte le volte che critico Lukaku c'è gente che mi parla di questa sua grande intelligenza e di come non viene servito, nonostante, ripeto, tutti quelli attorno a lui tocchino 200 palloni, lui ne tocca 10, esagerando. Ciao Valerio, ciao a tutti. Ciao Valerio, ciao Angelo, ciao Massi. Massi sì, e ti ripeto un po' quello che ho detto finora. Lukaku ha dei limiti, c'ha dei limiti evidenti dati dal fatto che questo è. Cioè non è che deve entrare in forma, questo temo sia il massimo della sua forma. Ci sono partite in cui l'intelligenza che ti dicono ce l'ha, perché però fisicamente se il duello col suo marcatore lo perde non si riesce a divincolare. Delle volte invece con Pavlovic per esempio, boom, vinco io. Con la Roma anticipa bene e mette una pezza, col Parma fa un gran gol così.
È inutile che ti faccio l'elenco delle cose buone che ha fatto, ti potrei fare l'elenco delle partite in cui ha steccato ed è stato assolutamente inconcludente. E questo è. Questo è il problema dei giocatori, che alcuni giocatori si dicono sempre no, sono discontinui, cioè una volta ti fanno la grande partita, una volta no, e qualcuno potrà dire che Kvara è discontinuo. Siete folli. Lukaku è discontinuo. Lukaku una partita dice ti fa gol e assist e un'altra partita non stecca un pallone. Kvara sta sempre in partita, ma se no faccio la live su Kvara, non esiste proprio. Allora, buonasera, ma ti può giocare con un falso attaccante come Raspadori, Neres oppure addirittura Kvara per essere meno prevedibili? È un'altra cosa che si può pensare, però non lo so. Io anche ti posso rispondere, perché non giocare con due punte? Metti Lukaku, ma metti anche Simeone, così uno fa sportellate e l'altro si butta dentro. Visto che se arriva Lobotka non segna, se arriva Anghissà non segna, l'unico che c'ha gol è McTominay, e te la puoi rischiare con un McTominay dietro. Cioè tu hai tolto McTominay e Lobotka oggi, ma erano stanchi, li avete visti stanchi. Questa è un'altra cosa che noi facciamo difficoltà a dire. Loro hanno i dati, loro magari sanno, sono più in affanno, e quindi tolgo questi, perché alcune decisioni si fanno a livello scientifico. Gli attaccanti moderni svariano sul fronte d'attacco. Lukaku troppo statico. Vale, secondo te manca qualità anche nei titolari? Kvara te quiero mucho. Ma hai detto Kvara te quiero mucho, così ti rispondo più senza incazzare. No, a parte tutto, grazie mille, Midori. Manca qualità nei titolari. Sì, cioè non è che mo eravamo primi in classifica, abbiamo vinto una serie di partite in continuità ed eravamo la squadra più forte del mondo. Certo che manca qualità nei titolari. Politano è spesso un po' prevedibile, fa spesso sempre la stessa cosa, non ha tanti gol nelle gambe, fa dei movimenti buoni così, ma non ha tanti gol e assist nelle gambe, lo dobbiamo poter dire. Lukaku ne abbiamo parlato finora, Kvara ne abbiamo parlato finora. A centrocampo McTominay c'ha un grande spessore, c'ha i gol eccetera eccetera, alle volte sparisce un pochino dalla partita e oggi è meno presente rispetto alla partita che ha fatto col Torino. Lobotka secondo me è uno che non gli puoi dire niente, però qualcuno potrà sempre dire che non ha il gol e che sicuramente la giocata verticale per esempio ce l'ha di più Gil. Anghissà al massimo delle sue possibilità è un giocatore per me inamovibile, che te lo ritrovi a tutto campo. In difesa molto bene Di Lorenzo, molto bene Rachmani quando sta bene, Buongiorno è una grande cosa. Olivera ci mette grande impegno, grande volontà, però non ha una qualità di calcio, senza voler tornare a Mario Rui, come per esempio un Tavares, un Teo Hernandez o un Di Marco. È certo che si può migliorare anche negli 11, ma senza dubbio. Un'ipotetica staffetta Lukaku praticamente ti farebbe a Lukaku. Grande lui, commento memorabellino. Se Rutto giocattolo nemmeno mi va bene, Alessandro, perché poi non è che poi alla sconfitta, non è la prima sconfitta, però è una sconfitta che fa troppo male perché arriva dopo quella della Coppa Italia. È questo che non ho proprio capito, perché ti sei voluto dare questa pressione esagerata di dover vincere per forza. Se avessi pareggiato io avrei anche cercato di stemperare, di pompierare e di dire va bene, ti sei lasciato la Lazio alle spalle, non hai fatto recuperare punti alla Lazio. Purtroppo con oggi hai fatto avvicinare la Lazio, questo è un problema poi a livello di, perché stiamo tutte là. Allora anche il pareggio, che poteva essere un pochino semidolce, agrodolce, semi-amaro, che si poteva fare così. Purtroppo a Juventus ha pareggiato e hai perso un punto sulla Juventus. È veramente un peccato, ma ripeto,
Tutto questo perché a livello di classifica non è una tragedia, se voi non pensate allo scudetto. Se pensate alla Champions non è nessuna tragedia, stiamo là, ce la giochiamo e ce la giocheremo, non c'è problema. Devi rifarti subito, ovviamente, devi far vedere che questa era una parentesi, un fine settimana sfortunato, un fine settimana dove non ci hai capito niente. Però puoi recuperare tutto, eccetera, eccetera. Se invece pensate allo scudetto, preoccupatevi, vi potete preoccupare. Se invece pensate alla Champions, io dico, state tranquilli, si può fare, si può migliorare, si deve migliorare, e chiediamo conto a Conte senza discorso. Il discorso dell'Atalanta è un discorso che quando stanno vincendo le partite un po' più sporche, che quelle famose partite che abbiamo vinto anche con il Napoli, la partita con la Roma per esempio, o il gol di Simeone, e l'Atalanta sta mettendo dei colpi di partite meno dominanti che però portano a casa lo stesso, e anche mi permetto di dire, insomma, è un 50 e 50, il salto di De Ketelare su Theo. Posso permettermi, non lo so, non è niente di che, non dico è un fallo clamoroso, non dico nemmeno è un colpo di testa pulito, come fu il colpo di testa di Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria, che salta così che non tocca nessuno, proprio vola. E De Ketelare si appoggia, poi Theo accentua, si rende conto che magari non ci può arrivare e quindi si lascia cadere, si lascia sovrastare fisicamente. Però è da tenere presente questa cosa qua. E allora inizio col dire che questa partita andava persa volutamente per 3-0 e anche con le seconde linee. Ovviamente questa è una provocazione, però noi abbiamo persa una partita in questo modo e l'abbiamo persa in Coppa Italia. Ci stiamo lamentando di aver perso il primo posto, ci stiamo lamentando di questa sconfitta per una partita comunque giocata discretamente bene. Potevamo portare a casa il pareggio, ma secondo me anche una vittoria se avessimo avuto un attaccante. Però non è il nostro obiettivo il campionato, lo scudetto. Il nostro obiettivo, lo sappiamo dall'inizio, è la Champions. Esatto. La Champions, entrarci dalla porta principale al quarto posto. Perché buttare via una Coppa Italia mettendo le seconde linee quando tu dovevi giocartela bene, ma bene, con una mezza squadra della Lazio con le seconde linee, e te la potevi giocare e vincere senza manco arrivare ai rigori lì? No, hai voluto buttare via quella partita per perdere questa, perché noi sappiamo pure, l'abbiamo detto più volte, questa partita, ora se arriva anche un pareggio è per noi comunque una sconfitta, perché hai messo una troppa carica sui titolari, hai depresso le riserve, hai gestito male questo momento, tu allenatore. Sono d'accordo. Questo mi va di dire, sono incazzato, ma non per questa sconfitta, sono incazzato per essere uscito dalla Coppa Italia. Intanto Conte è colpevole per quello. Aspetta Angelo, anche perché chiedo scusa se magari poi diventa monotematica, ma è colpa mia, perché vi ho portato su questo discorso, ed è anche colpa mia perché non avete potuto sfogare nel momento in cui non c'era stata la live precedente. E quindi questo è. Spero ritorni alla sua amata difesa a 3. Quel Napoli magari era meno sicuro, ma era molto più fluido offensivamente. Comunque credo che se venisse Dorgu farebbe il lavoro di Politano. Filippo, ci sta questo discorso? Non so, perché vedi, Dorgu da terzino puro, che può fare, ovviamente Dorgu è mancino, ricordiamolo, nasce terzino, ma poi per la sua qualità e per la sua tecnica finisce anche ala destra col piede invertito. Potrebbe finire a fare il lavoro di Politano, potrebbe però essere uno di quei cambi che tu dici sono cambi offensivi, cioè lo metto al posto di Olivera e diventa il Mario Rui per la partita dove vuoi tenere il pallone, lo posso immaginare terzino e c'hai molta più qualità nei rifornimenti e nelle cose. Immagina Dorgu vicino a Kvara, là mi viene sfizio da vedere questa cosa qua. Quindi vediamo, non lo so come la tiene in testa Conte per quanto riguarda Dorgu. Poi dice che costa tantissimo, vediamo. Ricordo le parole di Anghissà che disse che non gli piaceva affrontare il Milan 3 volte di seguito. Bravo Emanuele, questo viene dal film. E se si vinceva con la Coppa Italia magari si vinceva anche questa, ma anche se si perdeva non ti deprimevi, immagino. Sì, vabbè, è chiaro, è chiarissimo, e alcuni giocatori sanno e vedono certe cose e annusano il pericolo. È vero, ottimo spunto.
Dorgu tanta roba anche a livello fisico per corsa e intensità che ha, senza dubbio. Possibile che non capite? Conte non poteva fare i cambi al 60esimo, altrimenti come avrebbe potuto valutare i titolari? E poi non sarebbe stato carino nei loro confronti. Vale! Ma solo io ho sentito i fischi alla sostituzione di Lukaku e anche a fine partita. Amico mio, su questo non ti posso aiutare, perché a fine partita io devo staccare subito, metto a registrare le immagini finali che vi posso portare nell'analisi tattica e poi stacco tutto perché devo organizzare la live. Questo me lo potete dire voi, magari qualcuno che è allo stadio, magari qualcun altro. Su questo non vi posso aiutare. E al di là dei cambi in ritardo e l'ostinazione per non far giocare Neres, ma purtroppo c'è un gioco deprimente e io mi vorrei anche divertire. Ivano, era normale che poi questa considerazione venisse fuori, perché questa è una considerazione che ci sta in generale. Prima Pasta e Ceci mi parlava di Spalletti e del suo modo poi di comunicare. Spalletti disse una cosa importante e disse: noi rispetto a una Juventus è una cosa dove vincere è l'unica cosa che conta. A Napoli noi abbiamo visto Maradona, allora noi ci piacerebbe anche vincere di nuovo, ma abbiamo imparato che cos'è il bello, che cos'è la giocata incredibile, le cose che cambiano gli equilibri, eccetera eccetera. Il divertirsi è anche questo. Ci siamo andati vicini, divertendoci tantissimo con Sarri, perché non posso dimenticare quanto con Sarri ci si divertiva, ci si prendeva complimenti a destra e a manca anche in Europa, così, però poi stringi non si era fatto nulla. I trofei sono arrivati da altri allenatori e vabbè, senza ritornare a Gattuso e alle altre cose, ma va bene così. Nel momento in cui arriva un Conte e tu lo sai già, lo sai a prescindere che non si punta, non è un giochista, non è che De Zerbi, io gioco, prendo 5 gol, la gioco da dietro anche col portiere, perché così. Conte non è così. Conte è un pragmatico e avevamo bisogno di pragmatismo, perché nel momento in cui hai delegittimato tutta la situazione dell'anno scorso, Garcia, poi Mazzarri, poi Calzona, un macello, e questo non si può recuperare se non con uno pragmatico che va al sodo e che dobbiamo essere brutti. Non c'è niente da fare, brutti, ma servono i risultati per riprendere anche i titolari che si erano depressi e per ridare una spinta e per ritrovare credibilità come squadra. La credibilità come squadra l'abbiamo ritrovata. Il gioco spumeggiante no, e probabilmente nemmeno lo possiamo trovare mai. Il primo anno, secondo me, si può anche giocare bene in un futuro ipotetico dove si continua con questo allenatore. Si possono migliorare delle cose, però è chiaro che quando poi non arriva nemmeno il risultato si paga quello e quello a livello comunicativo. Non c'è dubbio. Allora doveva arrivare Klopp insieme a già, bravo Angelo, per questo non siamo contenti, solo per chi ti segue almeno dall'estate. Esattamente. Allora, si può dire che ormai in casa fatichiamo in una maniera allucinante? Non lo so se è una questione in casa, ma la fatica si è sentita, e purtroppo si è sentita. Allora, cerco di leggere. Ragazzi, non so quanti like stiamo, mi aggiornate? Solidità della squadra raggiunta. È ora di pensare davvero a come fare gol. E questo è il grande problema del Napoli, noiosamente ripetitivo dalla tre quarti in su. Cristian, più che ripetitivo, sì, ripetitivo è anche giusto, è prevedibili, abbastanza prevedibili. 537, 540. Grazie. Arriviamo un attimo a 600, non dico 700. 700 arrivano poi dopo. Arrivano domani. Possiamo salire, non fa niente, non vi preoccupate. È il nuovo sistema, siate buoni con me, che è il nuovo sistema che magari funziona e non funziona bene. Ragazzi, ma non che debba essere reale, ma c'è un rigore non fischiato o erro? Raffaele, sono tantissime le cose non fischiate. Per quanto riguarda il rigore, possiamo ragionare su quello di Di Lorenzo, perché
il fallo di mano di Tavares e la caviglia di Kvara erano fuori area. Su quello di Di Lorenzo si può ragionare. Secondo me Di Lorenzo si lascia cadere. Lì voglio rivedere le gambe, perché contatto dal bacino in su, poca roba per me. Di Lorenzo cade troppo facilmente. Voglio rivedere i piedi però, perché se c'è uno scarpesiamento di piedi e Colombo fa così come un pazzo, lì sei stato troppo frettoloso e il VAR non può intervenire, perché non può valutare. L'arbitro ha valutato l'intensità e quindi il VAR non può intervenire. La favoletta che si risolvono ogni volta. Ginocchio sulla gamba di Kvara. Aiutatemi a capire di cosa state sì, sai, è quello che dicevo, la caviglia, quando gli vanno proprio addosso, là era fuori area. Che impatto Lukaku da subentrato. È vero, il Parma non aveva il portiere. Sì, ma hai ragione. Il suo ingresso è determinato da subentrato o no? Assolutamente sì, Emiliano, sì. E poi da subentrato tu trovi anche una squadra, a parte che là difficile da prendere come esempio, perché il Parma non aveva il portiere, è un conto, magari avrebbe segnato anche contro Suzuki, però erano un uomo in meno e quindi in affanno, con il Napoli che spingeva, era appena arrivato, e quindi affronti comunque una squadra in affanno e che ha speso tanto fisicamente, e vuol dire che ti bilancia quasi il tutto, no? Puoi anche decidere di far fare il lavoro sporco a Simeone per un'ora e poi metti Lukaku per l'ultima mezz'ora. Provaci, vediamo che succede. Lukaku, Simeone, come li vedi? Insieme li vedo poco sostenibili, perché poi lasci il centrocampo a due, a meno che non passi a un sistema diverso, cioè con un trequartista, perdi le ali, ti dimentichi di tutti i cross, che potrebbe essere una soluzione assolutamente legittima. Tu dici: io i cross li sto facendo, li sto provando, sta salendo il numero dei cross, ma non sono efficace. È legittimo pensare anche a una cosa del genere. Dice: abbandono queste ali così, gioco con un trequartista dietro alle due punte, magari mantengo i tre centrocampisti, e il trequartista può essere un McTominay, può essere un Raspadori, può essere un Kvara, può essere un Neres. Ne abbiamo tanti che possono giocare dietro alla punta come trequartisti. Doppia punta, la doppia punta secondo me te la puoi giocare con la difesa a 3 col centrocampo a 5, e lì potrebbe aver senso anche un Raspadori vicino a Lukaku. Ci sono tante soluzioni che però non sono state mai provate, perché finora tu hai fatto tutta un'estate con la difesa a 3, poi hai cambiato perché è arrivato McTominay e dovevi trovare una soluzione per McTominay. Adesso per la partita verso la Lazio rimettiamo in discussione tutto? No! Si mette in discussione tutto perché anche alcune partite vinte si poteva fare qualcosa di più in attacco. Bisogna però dare un po' di tempo a Conte, nel senso, lo sapete, sono stato abbastanza duro, ma per una questione proprio di scelta. Ma come poi allenatore io non lo metto in discussione, quindi io non chiedo a Conte di rivoluzionare tutto, e non credo che quello che lui stia facendo sia tutto sbagliato. Io penso che stia lavorando, penso che stiano cercando delle soluzioni, e penso anche che delle volte le soluzioni non funzionano perché esiste l'avversario. Quindi la Lazio è una bella squadra, cioè questo mi piace sottolinearlo, e mi è importante sottolinearlo per non buttare a mare tutto, perché se mo abbiamo le riserve depresse, abbiamo poi i titolari messi in discussione, e l'allenatore che non ci piace perché Juventino non tiene gioco, e calma, fatemi calmare un attimo, e quindi non buttiamo a mare proprio tutto, lasciamo fare quello che si può fare e vediamo se si può migliorare, perché si deve migliorare, e si deve assolutamente migliorare. Non voglio perdermi però tutti i vocali. Sta pure Fabio. E questa è la resa dei conti. Buonasera Valerio, buonasera. Ciao Valerio, perché non può essere una buonasera. Ciao amici bellini, ciao. Vi saluto perché sono educato, lo sapete, e vi voglio bene a tutti quanti. E adesso non metti titolari in Coppa Italia, non metti titolari in campionato perché volevi vincere un'altra partita sculando 1-0. Quando io a giugno ho detto che Conte non mi piace, sono stato attaccato, non capisco niente di calcio. Non è per il risultato, lo torno a ripetere, io non sono risultatista, sto parlando del gioco, di quello che il Napoli fa in campo. Se questo è il Napoli, io è partito me più, perché noi non siamo la Juve, l'Inter, dove ha allenato Conte, che magari tieni la
difesa, non prendi gol e poi clic, un episodio d'arbitrale a favore, un gol a mazza e vinci le partite 1-0. A Napoli devi giocare a calcio, a Napoli siamo abituati a giocare a calcio, devi fare 800 azioni per fare 2-3 gol e devi vedere se ne fai 3, come diceva mister Luciano Spalletti, se riesci a vincere. Chissà addirittura 1-0, meno male che non abbiamo segnato, perché sennò si chiudeva là dritto, è altro che follow rush, metteva proprio Juan Jesus a Starace, metteva a me, a te in difesa, ma non esiste proprio, cioè bisogna fare delle valutazioni a ragione, ma non solo sui giocatori, pure sull'allenatore. Ma secondo te Conte si è ricordato o si è dimenticato di andare negli stili di gioco e selezionare contrattacco? No, che se mi seleziono stile di gioco sbagliato, la valutazione era a squadra scena. Non so se rendo l'idea. Hai ragione, Ma secondo... caro Enzo. Riferimento ai football, tra l'altro Ollie e Benji. Quindi dovete seguirmi su youtube.com/fluizot. Fatemi vedere, funziona se io lascio un messaggio qua, per sfizio, uno sfizio mio che devo risolvere. youtube.com/fluizot e lo lancio. C'era pure Golir. Allora, funziona, sì. Seguitemi sul canale di gaming perché devo portare Ollie e Benji e devo fare una petizione per mantenere Ollie e Benji permanente, perché mi diverto troppo. Allora Fabio, non ti posso dire niente, sei stato coerente, lo hai detto quando vincevamo, lo hai detto quando perdevamo e quindi sei stato coerente con te stesso e non ti posso dire niente. L'unica cosa che posso dire, non deprimiamo troppo l'ambiente perché Conte resiste. Ecco, Conte non è Garcia. Garcia si è lasciato travolgere dall'ambiente che poi non lo riteneva credibile, così. Anche se tutto l'ambiente Napoli comincia a non ritenere credibile Conte, lui resiste e c'ha pure il contratto lungo, quindi se non ha altre offerte qua resta. Potrebbero non resistere i giocatori perché poi verrà chi per difendere Conte se la prenderà con i Neres, con i Politano, con i giocatori, eccetera eccetera. E dato che conosco i miei polli i miei Politano, so che i giocatori leggono tutto e poi possono andare in un vortice pericoloso che la classifica non giustificherebbe. Ecco, quindi per una volta vi chiedo, e sono il primo, lo sapete come ho aperto proprio la live, che sono incazzatissimo, chiedo di mantenere un po' la calma, un po' di equilibrio, proprio per non poi andare, perché questo stanno aspettando laggiù dove sui monti con Annette, dove il cielo è sempre blu, quello stanno aspettando che noi ci andiamo nelle chiavette, che ci cominciamo tra di noi ad avere dubbi e cose, e lì ne approfittano, perché nel caos ne approfittano sempre quelli che hanno più potere, che hanno più soldi. Quindi cerchiamo di stare uniti con la voglia innata di fare analisi, come abbiamo fatto analisi quando si vinceva e abbiamo detto qua ci è andata molto bene, qua siamo stati bravi, qua siamo stati un po' fortunati, anche nella sconfitta si dovrà fare così, qua siamo venuti meno, qua dovevamo segnare, qua si poteva passare, si poteva fare di più, qua siamo stati sfortunati. Quindi io so che qua sono tranquillo come community, perché non abbiamo questa voglia di diventare virali e di spaccare tutto, cioè abbiamo semplicemente il nostro campanello. Suonatela la campanella della benedizione, suonatela, però non ci faremo afferrare per pazzi sotto con Dani e con Lucien. Vieni anche tu, esattamente. Fate parlare De Laurentiis e tutto si risolve, esattamente. Vale, ho provato a fare una critica, assolutamente Fabio, ma è chiaro, va bene la difesa, però che dice, è proprio, assolutamente si può dire, è proprio quello che abbiamo detto per tutta la live. Hai ragione da vendere, Fabio, non c'è proprio dubbio, è assolutamente così. È assolutamente così. Conte è bravo, ma per taluni degno di totale deferenza, come il Duca Conte di Fantozzi. Io penso che Conte deve migliorare parecchio, perché ha avuto una settimana per studiare la gara e ha fatto anche il test. Secondo me doveva vincere a Bani Basse. Ma il test non conta. Il test non conta, perché tu, se sviluppi con Di Lorenzo, non è la stessa cosa che sviluppi con Zerbin. Mi dispiace.
È un test che contava per lui per valutare i singoli panchinari, non conta per la Lazio. E nemmeno il discorso di mischiare le carte. Che mischi le carte? La Lazio ti conosce bene. Poi tu puoi preparare delle cose specifiche che fai vedere solamente in alcune partite o così, e si fa, però il tempo per studiare la gara non è questione di una settimana o meno, è che dovevamo fare qualcosa di più, semplicemente qualcosa di più. Alma, guardando la classifica e prossime partite possiamo finire il girone d'andata più di 40, magari 40, l'abbiamo visto che non è una cosa facile, assolutamente. Fammi vedere. Perché i punti interrogativi possono significare una serie di cose. Non ti funziona il link. Questo dovrebbe essere il link giusto, stavolta non è colpa mia. Fammi vedere se funziona o meno, perché se funziona capiamo, se no, se non lo vedo potrebbe anche essere che lui sta da qualche altra parte e io se esco però succede una cosa. Back to dashboard, no, mi deve uscire qua e lo devo capire, perché è un link diverso che potrebbe poi funzionare da qualche parte. Guardando classifiche, come abbiamo visto l'anno scorso, è una cosa impensabile, assolutamente. Non riesco ad entrare. Fammi capire, riproviamo, vediamo se posso trovare un nuovo. Rigeneriamo, esatto. Quindi rigenerato. Copia, e ragazzi sapete che cosa sta succedendo, no? È inutile che ve lo spiego. Rigeneriamo, paste, ecco qua. E lo so, è sistema nuovo, vai con sistema nuovo, che tra l'altro tra mezz'ora finisce, quindi dobbiamo andare anche velocità perché questa è la versione free. Però penso che funzioni tutto bene, al di là devo sistemare delle cose, ma dovrebbe essere tutto a posto. Raspadore inserito senza un senso. Non credo che lo spogliatoio sia così unito come ci hanno fatto credere. Mark, il problema è quello: finché si vince anche le riserve se lo fanno piacere, se non si vince vanno in freva. Io penso che Conte deve migliorare parecchio, questo l'abbiamo letto. Perché nessuno parla dei calci d'angolo? Andrea, sei arrivato tardi, ne abbiamo parlato e come? Dei calci d'angolo che sono stati anche loro sterili, a parte quello su Anghissà dove l'ha sfiorata, tutti cross morbidini con questo movimento di Lobotka a uscire, con tutti intruppati là, e non abbiamo fatto niente. Era qualcosa di studiato che però non ha funzionato. Anche per questo, caro Tore, esattamente, ma di solito riesco a sforare un pochino. Qua penso proprio che sia il sistema che mi blocca, perché essendo il free share, poi dopo se pago è pago. E qui è asciutto. Your live recorded will end automatically in 30 minutes due to plan limits. Esatto, ma io voglio pagare. Lo dico chiaramente. È che quelli si sono permessi di andare da 199 a 391. Vi sembra possibile un aumento peggio di quello di DAZN? E allora io ho detto: chiedo il refund, mi dovete dare il refund, e quando mi danno il refund io passo a un altro sistema, o lascio tutto gratis, ma non posso lasciare gratis perché mi serve l'HD, mi serve il 1080 e quindi così. Però questo sistema potrebbe funzionare, lo devo studiare un po' meglio. Il mister però quando dice stiamo ricostruendo ha ragione, non possiamo dire che è palaculo, veniamo da un 10° posto, solo macerie, stiamo rimettendo le fondamenta, dobbiamo lottare per la Champions. Esattamente, Carlo, ma questo è fondamentale, che va ricordato, e lo abbiamo ricordato. Noi qua siamo al di là e al di sopra di ogni sospetto. Questa è l'unica cosa che mi fa stare sereno, che non abbiamo mai detto qua dobbiamo puntare allo scudetto perché ha maccato da McTominay e qui dobbiamo puntare allo scudetto. E tutti quelli che stanno facendo così, e mi dispiace, anche gente che io stimo, anche gente che mi piace. Signori, io senza che non devo fare pubblicità a nessuno, ma nelle ultime puntate, nell'ultima live di Cronache di Spogliatoio è tornato Stefano Borghi, e qualcuno faccia questo clip e glielo mandi, perché Stefano Borghi è inarrivabile per me, non mi risponde, Stefano Borghi, e non devo aggiungere più nulla perché c'è Stefano Borghi. Provo ma non entro.
e non ho capito, allora faccio un funziona. Non è successo niente, non vi preoccupate, siamo sempre qua. Non funziona, non saprei. Editor, questo è l'invito. Io l'invito ti ho mandato. Possiamo provare con quest'altra cosa qua, ma non credo che sia giusta. È una cosa che può capitare. Prova, ma credo sia l'altro. Sia l'altro link. Ragazzi, sono i danni del mestiere di chi avevo fatto la prova in prepartita e caduto bassista. Nel senso che resta in rotella su join the. Allora non so il perché. Se resta in rotella, vabbè, risolveremo anche in a Conte che voto do? 5. Oggi 5. Non mi sono piaciuti i cambi troppo, senza contare la storia della Coppa Italia. Per la partita di oggi i cambi troppo tardivi, cioè mi è piaciuto che hai messo Neres, la volevi vincere, hai dato il segnale di volerla vincere, hai preso il gol, hai comunque aspettato tantissimo per cambiare anche gli altri e quindi per me 5. I due cambi Gilmour e Raspadori è un cambio che non mi spiego tanto, non aggiunge nulla a Gilmour e Robot, forse raggiunge un po' di freschezza fisica, ma hai cambiato Raspadori, tolto McTominay, non mi ha convinto, e il non mettere Simeone mai e metterli insieme a Foloruscio al 92esimo non ce la faccio. Continuo in una mia battaglia. Il Napoli ha bisogno di un Santiago Castro che può essere il naturale successore del nostro attaccante, ha un carattere che trascina, su questo mi ricorda Tevez, è forte, poi tra l'altro giovane, penso che avrà un grande futuro, se non si perde avrà un grande futuro, è una battaglia che puoi continuare, te la sposo, sicuramente il Napoli là deve cominciare, io spero che nel momento in cui Manna va a prendere Lukaku, perché Conte gli ha detto tu intanto pigli ma Lukaku, poi fate le vostre considerazioni, ma per quest'anno Champions dammi Lukaku, perché non voglio rischiare con altri giocatori che non sappiamo che effetto avranno sulla Serie A. Lukaku in qualche modo io qualcosa riesco a cavarne da Lukaku, e posso dire qualcosa da Lukaku Conte la sta cavando, qualcosa, non tantissimo, non quello che serve se poi vuoi. Ce l'ha fatta, vediamo come funziona, aggiungi alla scena. È uscito piccolino, però posso fare più grande, ecco. No, è durato pochissimo. Vabbè, riprova. Ti avevamo visto. Dobbiamo capire perché non ha funzionato in un attimo. La mia sensazione è che possiamo vincere tutti, ma facciamo fatica con tutti, vero? Evviva. Perché sono partiti dei DVP? Beh, ha detto tutto quello che voleva dire. Perché sono partiti dai TVB? Fammi capire che è successo. Chi ha detto che è qualcuno che per Auriemma? Fammi capire perché sono partiti i TVB. Momento nerd, hai provato con OBS e Discord come videochiamata? Alessio, momento nerd, per il momento nerd tu mi devi scrivere in privato, perché io ho una serie di problemi che sto cercando di risolvere con dei workaround. Dato che sto con OBS, Discord con videochiamata potrebbe essere una soluzione, perché adesso sto utilizzando un sistema dove utilizzo molta meno CPU e posso farlo, mentre con l'altro sistema cadeva tutto, era impossibile aprire anche una finestra. Invece mo sto utilizzando molto meno CPU, e se si può fare con un sistema che non preveda
appesantire il browser potrebbe essere una cosa, però poi devo mettere all'interno della mia finestra anche Guido come immagine, diventa un pochino complicato, però scrivimi in privato e parliamone. Tranquilli, arriva Danilo e vendiamo Raspadori alla Juve, allora sì che vinciamo lo scudetto. Questa cosa non deve mai accadere, non deve mai accadere, anche perché è chiaro che si è parlato di Danilo, si è parlato di Raspadori, lo scambio non ha alcun senso, Danilo può entrare solo al posto di Juan Jesus, capiamoci, poi ci ragioniamo se è una cosa che ha senso o no a livello di ingaggio, a livello di stato di forma di Danilo, eccetera eccetera, capiamo, ma lo scambio non esiste, non è che puoi rimanere con Juan Jesus se tieni a Danilo e poi hai dato Raspadori alla Juve. Deve vendere a Kvara, perfetto, allora parte il dissing. It looks like you, please log in again. Log in again. Vabbè, Guido, evidentemente non ce la facciamo oggi perché mancano 20 minuti. Ma devi fare login. Devo sistemare tutto. Comunque, vabbè, farò dei dissing specifici contro chi ritiene Kvara un problema, perché non è falso. E chi la pensa così non capisce, quella sta frase che cerco di evitare il più possibile, chi la pensa così non capisce di calcio, però così mi spiace, non ce la faccio, non riesco a trovare, con tutto lo sforzo mi posso sforzare il più possibile, non riesco a trovare un senso e una logica a questa cosa. Lo posso chiamare a telefono, è vero, facciamo così, in call ve lo faccio salutare. Hai ragione, è ottima domanda, Frank, chissà se funziona così. Guido. Ehi, ciao. Allora, è un'ottima idea dell'amico Frank, dice chiamalo a telefono così, perché non riusciamo a risolvere i problemi tecnici. E dimmi tutto. Più... che partita hai visto? Sei contento? Siamo usciti dalla Coppa, non voglio fare polemiche, però sei contento? Per niente, non ero contento manco prima. Ho detto che nulla di buono sarebbe venuto da quella eliminazione, da quelle modalità, ma non per maleaugurio. C'ho due strade, Valerio, perché io continuo a pensare che Napoli non è da scudetto, non vincerà lo scudetto, non ha nulla per vincere lo scudetto, delle 7 cose, aggiungiamo quest'anno un ottavo, per dire, però se Napoli vince 2 partite e fa 2 pareggi nelle prossime, è andato nella famosa classifica Guido, questa sconfitta ci sta nel suo percorso di avvicinamento alla qualificazione Europa. Il problema è che non funziona così il calcio, sarebbe troppo facile, tu dici vinci 2 partite e pareggi 2, perché devi vedere perché tu perdi delle partite, perché non riesci a vincere o non perdere. Oggi era una partita da 7 point, se Napoli oggi vince in Champions League, ragazzi, perché sono delle partite che pesano tantissimo, non solo come punteggio emotivamente, per come sono andate delle partite, il Milan, la Juve. Oggi è un set point e il Napoli il set point l'ha dato alla Lazio, che si è fatto un bel set point, e tra 2 concorrenti serissime per la Champions, perché da settimane che stiamo seguendo la Lazio e la Fiorentina. Hai perso intanto con la Lazio e con l'Atalanta in casa, non è in casa. Però diciamo, se vinci queste e fai 2 vittorie, 2 pareggi, non è un percorso impossibile nelle prossime partite, ragazzi. È un girone, una data favoloso. Io ho detto favoloso. Saranno 2 le squadre che supereranno i 40 punti, Inter e Atalanta. Speriamo di essere la terza. Ve l'ho detto qualche settimana fa. Potrebbe essere quindi a questo punto la Lazio la terza, non è il Napoli. Male per noi, bene per loro. No, è chiarissimo. Qual è il problema? È che l'uscita della Lazio è più difficile, non vederci nemmeno perché rischio di essere troppo lungo, però finisco. Ragazzi, è veramente clamorosa. 11 giocatori, 11, neanche Mazzarri nel calcio dei Flintstone è riuscito a fare. Cioè tu hai fatto fuori psicologicamente mezza squadra, col cavolo che adesso ti alleni a 1000, l'hai fatta fuori davanti all'opinione pubblica, l'hai fatta fuori davanti
ai compagni, davanti ai tifosi. Il perché sia successo non lo so, se contro la società sono veramente giocatori troppo più bassi come livello, però è stato fatto, non è che non è stato fatto, e questo ha un peso che significa che poi tu delle partite le sbaglierai, e adesso non puoi pretendere che ti entra Tizio e ti faccia il gol della vita, ti risolve, perché e poi dici avete visto, non era da Napoli. Mi ha molto preoccupato la sconfitta in Coppa Italia con la Lazio, molto, perché se giocavano 4-5 cambi, perdevi 2-1, l'amarezza dell'eliminazione, vedevi che non la scontavi. Io ve l'ho detto in privato, è sconfitta sicura domenica, e così è stata, cioè è proprio matematica. Poi se vogliamo fare il Vatico con i mangiatori di merendine, che ne sbagliano tutte tra l'altro, perché mi sembra che da allora l'Atalanta ha vinto qualunque cosa, forse anche le partite a burraco mentre fanno pausa di allenamento, cioè non ha lasciato nulla, manco le nuvole in cielo, pensa quanto ne capiscono, però è un po' pericoloso quello che sta avvenendo. Però insomma, noi nella corsa per l'Europa, la sconfitta di oggi era un set point, abbiamo regalato alla Lazio. La scorsa scudetto, i sognatori sotto i 15 anni sono benvenuti, sopra i 15 anni è meglio sognare altre cose, detto forse rimarranno delusi, però bisogna adesso vedere non tanto la reazione, la vittoria, cioè come riesce a inserire 3-4, noi volevamo inserire, lo dicevamo, 2-3 elementi, no? nelle turnazioni della rosa, e concludo, io manco a fare la posta l'altra volta, vi dicevo ragazzi, queste percentuali sono proprio al limite di realizzazione, mentre le altre sono molto alte e possono scendere loro, però le nostre sono al limite. Il Napoli ha adesso il 10,39 di realizzazione offensiva totale, l'Atalanta il 16, sono numeri il 14,8, l'Inter il 15,38 e la Lazio il 14,2. Ragazzi, 6, 4, 5 punti di differenza sono tantissimi. Noi abbiamo fatto 21 gol, ragazzi, abbiamo fatto 57 tiri, cioè neanche la Juve, che storicamente ne fa pochi, ne ha fatti così pochi, 60. Guido, Che ti chiedono se è la prima volta che l'Atalanta è prima in Serie A. Sì, diciamo, ha una no, nella sua storia no, ha un momento così avanzato della classifica negli ultimi anni, assolutamente sì, ma il dato che chiaramente per chi è tifoso di un'altra squadra, io non gufo, che tra virgolette deve preoccupare, e quindi che l'Atalanta a questo punto è l'antagonista dell'Inter, che ha 11 punti più dell'anno scorso. L'Atalanta storicamente, tranne rarissime eccezioni, fatica un po' nel girone di andata, nel ritorno, mette in realtà l'acceleratore. Può non succedere sempre così, eccetera, eccetera, eccetera. Però è successo nella stagione 2018-19, 41 punti dopo i 28. Nella stagione successiva 35 punti, poi ne fa 43. Nella stagione successiva 36 punti e poi ne fa 42. Le 2 stagioni intorno a Covid sono successe tante cose, l'Atalanta si è impiantata. L'anno scorso 30 e poi diventano 39. Quindi 4 volte negli ultimi 6 campionati nel girone di ritorno ha fatto più punti e ne sta facendo tanti, sono 11 punti in più rispetto all'anno scorso, è un patrimonio enorme, cioè è la candidata insieme l'Inter alla rosa più competitiva, però a questo punto 34 punti dopo 15 giornate, ringraziando sempre tra virgolette la Juventus che li ha messi in crisi a inizio stagione per il mercato, lo sappiamo, no, ma tanto non parte perché se questa cifra noi abbiamo i sigari, Coppa Mare, cioè, le prime partite l'Atalanta ha fatto malissimo, ha perso una marea di punti, ricordiamo. È vero, anche la questione Coppa Maris avrà inciso perché stavano litigando, c'era anche Lookman che era in bilico all'inizio. Nelle prime 5 giornate l'Atalanta ha perso tutte le partite che può perdere nel girone d'andata, 3. Quindi teoricamente dici mamma mia adesso fuori non le può perdere più, però mo questi hanno messo il turno e hanno 29 e 9 hanno un altro scontro in diretto importante, no? In una domenica è brutto non vedervi da tutti, perché comunque Valerio rappresenta tutti voi, dove la Juve
Juve mo sono 9 pareggi, si è complicata parecchio la vita. Il Milan, cioè noi sappiamo adesso matematicamente, cosa che vi abbiamo anticipato, che Milan e Juve non raggiungeranno manco lontanamente i 40 punti. A inizio campionato io ho detto la Juve secondo me ha accreditato di una forbice che va da 37 e 39, e 39 sono un uomo molto generoso, mi sa che ci prenderò. Quindi anche il Milan si è compitato, cioè se la dovranno svangare per la Champions. Oggi era un set point, non è successo nulla di grave. Quello che di grave è la partita di Coppa Italia, perché non è ripeto l'eliminazione, ma la modalità, tranne Simeone che credo che abbia delle qualità umane nonché anche balistiche, non è così scarso, tra l'altro ragazzi è tanto meno forte del Lukaku di adesso. È una domanda legittima, perché non dargli un po' più di spazio visto che Lukaku non incide? Io non dico di togliergli la titolarità della partita, non dico il primo tempo, ma 25 minuti, cambiarlo al 65esimo non sarebbe questo Lukaku uno scandalo, soprattutto sto ragazzo che morde l'erba, no? Mi sembra mortificante, cioè non è ragazzino che ancora anche fisicamente, a livello di fisico, di struttura, ancora deve essere pronto per la Serie A, cioè un uomo bello che è fatto e la Serie A la padroneggia, sono veramente pochi minuti. Questa secondo me in lungo, perché poi è un po' l'analisi. È molto importante vedere le prossime 2 partite. Quello che mi preoccupa è che io vorrei vedere inseriti 3-4 elementi in rosa che diano delle garanzie anche per quella mezz'ora, e tu ne hai bruciati 11. Capiremo se poi questa strategia pagherà o meno. Io però non la amo e sono un po' preoccupato. Guido, ti chiedono, dopo ringrazio Vito che dice scusate il ritardo, è qui che si parla male delle scelte di Conte, recupererò la live dopo, il che fare, intanto forza Napoli sempre. Grazie mille Vito. No, la domanda più generale è: Conte resta il prossimo anno solo se? Secondo me se del mercato che lui ha in testa all'80% si avvicina a quello poi effettivo, a quello che lui chiede. Ma secondo te, Guido, la domanda adesso te la estendo io, cioè questa presa di posizione, perché alcuni dicono le ha messe in conto l'eliminazione e anche la sconfitta di stasera proprio per costringere poi al mercato. Ti sembra possibile che un allenatore decida volontariamente poi di mettere in difficoltà il proprio operato nella speranza di avere un mercato spumeggiante? A livello logico ti direi di no, a livello di Conte è possibile, perché bisogna vedere quanto lui è contento o scontento di questa rosa, cioè la domanda la devi arricchire di questa sottodomanda. Cioè, se lui è mediamente scontento, forse no, è esagerato, è stato un inciampo, ci voleva fare un esperimento eccetera. Se è parecchio scontento, Conte è uno che ha lasciato la Juve poco prima dell'inizio del campionato, dopo 3 scudetti consecutivi, l'Inter dopo uno scudetto che ha interrotto i 9 scudetti della Juve, eccetera. Ricordiamo, cioè non è uno morbido su certe, quindi in posizioni anche di maggiore potere, è lo stesso. Questa è la domanda, perché siamo seri, poi qui non è dove si parla male di Conte, qui dove non si parla male di niente, manco delle nuvole, cari amici bellini. Però se uno ha il 10% di percentuale di realizzazione offensiva e tira meno della Juve, che non succedeva dai tempi di quando io dovevo nascere, e la Juve continua a tirare poco, non è che la Juve tra l'altro è un esempio negativo, non è che sto prendendo la più brava, sto prendendo la Juve che è la penultima, cioè c'è la Roma che è in cresissima, ha tirato 60, cioè non è la Roma, cioè sappiamo dov'è, 64 tiri, no? È in cresissima, in Napoli 57. Cioè siamo ultimi delle 8 sorelle, siamo ultimi. E l'Atalanta, per darvi il termine delle idee, 91, 237 tiri in totale, 91 in porta, cioè fa un po' ci doppia. Questo non è parlare male, è ovvio che non puoi vincerle tutte, soprattutto col DNA del Napoli 1-0, perché il DNA della squadra. Vedremo a gennaio, perché poi alla fine se Simeone, che ha una sua carriera alle spalle, un suo carattere, un suo blasone, cioè riesce a ritagliarsi
dei minuti progressivamente, perché tu devi vedere l'andamento, Valerio, cioè, se tu dici sempre meno, no, perché al 92esimo 19, 18, 15, 6 e 5, cioè qual è l'andamento di Simeone? Cioè da 19, compresi i recuperi, che non ne sono manco 20, a 5, e prima erano 22, 0, 8, 37, 0, cioè vabbè, c'è stato questo 37, mamma mia, cioè Simeone non riesce a fare 20 minuti ed è Simeone. Stiamo parlando probabilmente delle seconde scelte, quello che dovrebbe dare più garanzie. Chi è il tra lui e Neres? Esatto, chi è il suo due di rimpentario? Gonzalo, 36 gol, Higuain. No, non è Gonzalo, cioè, dice, Luca, non è vero, quel sito dice non capite niente, cioè, ok, sta facendo benino, eccetera, ma non è una stagione che tu dici come fai a toglierlo, no? Non lo stiamo bocciando, quindi il suo dirimpettario, scusate questa espressione, è un giocatore che tra l'altro può darsi che questa sarà la sua forma, io non voglio sperare che non è questa, cioè, Rafa May non ci serve, non ci serve quel giocatore, i Sigari eccetera eccetera, in campionato alla 15ª a 0 minuti. Cosa significa? Non è che ne ha 5, c'è un po' come per infortunato, ed è anche giovane, 0 minuti, fra un po' siamo a metà campionato, significa chiaramente tra un'ammonizione o un'espulsione, soprattutto ragazzi, perché quando alle ultime giornate tu sei in una situazione di dentro o fuori, che fai? Metti un giocatore che per 38 giocando non hai mai giocato? No ragazzi, no, è chiaro che giochi in sicurezza, e così non li nominiamo tutti. La formazione tipo la indoviniamo sempre, salvo i famosi raffreddori che vengono sempre citati. No, da un certo punto di vista non è difficile l'analisi, se uno non vuole incominciare a sparare. Guido, la domanda tua preferita, che poi lo so che invece non è proprio la tua. Quanti punti ci possiamo aspettare tra Udinese, Genova e Venezia? No, io ti ho detto, me ne aspetto di meno di quelli che vorrei, e spero di sbagliarmi. Se qualcuno poi scrive, io non ti sto leggendo più i commenti, sia per tempo, perché non mi voglio deprimere, quindi se qualcuno è stato, non ho proprio tempo non ho mai risposto. 7 punti è ben fatto, voglio dire. Sì, sarei già contento. I 2 vittorie, 2 pareggi, tra l'altro non scegliendo, un pareggio potrebbe essere con la Fiorentina, che in questo momento insomma fa molto bene, perché mi preoccupa veramente tanto questa settimana, è proprio brutta. 11 giocatori, ripeto, Mazzarri con delle partite in Europa League e in Coppa Italia ne faceva 7, 8 eccetera, ma 11 su 11 no, perché poi tu certi giocatori devi aiutare a uscire fuori piano piano, no? Quindi se già cambi 2 difensori più il portiere, sono 3 giocatori della difesa, no? Se tu ogni partita ne cambi anche solo 2, un difensore e un centrocampista e un attaccante esterno, 2, non ogni partita, ogni 3 partite più qualche cambio durante la partita, e non è uno stravolgere, no, 2 raga, uno ogni 5, no? E qua sono sempre di sé. Poi 5 giocatori di difesa, tutti nuovi, tra l'altro fai giocare Zerbin in un ruolo, ma questi possono mai, per quanto si allenano, essere amalgamati? E se uno gioca malino, l'altro gioca maluccio e l'altro gioca benino, affondano tutti quanti. Se tu ne metti 3 più quello nuovo, vedi che i compagni ti aiutano. È difficile che fai, a meno che veramente fai il disastro personale, fortissima, eccetera. Cerchi di aiutare la squadra. Quindi è chiaro che se Napoli avesse vinto, ma con questa Lazio che vince, è proprio solida, ti è andata bene. Però anche lì, Valerio, non era la vittoria, la delusione. Io vorrei vincere la Coppa Italia, non è la sconfitta che c'è. Non poter alzare nessun trofeo quest'anno, perché lo scudetto non lo vince, la Coppa Italia potrai alzare un altro e non andrai a fare la Supercoppa, che bello. Quindi un altro anno senza, e che così hai bloccato non solo la crescita degli altri giocatori, ma rischi proprio di metterli in naftalina, ma non alla 28esima, raga, ormai io il campionato lo devo portare a termine, devo andare in Champions, sarà poi il prossimo anno che Pizio gioca un po' più di minuti, alla 14esima e poi alla 15esima, e
psicologicamente, è chiaro, fra un po' c'è il mercato di gennaio, però psicologicamente è tosto. Mica Napoli può vendere 11 giocatori o dare in prestito 11 giocatori, rivoluzionare tutta la squadra a gennaio. C'è qualche folle che pensa questo. Non succederà. 2 operazioni in entrata e 2 in uscita, e già migliori la rosa. Guido, ti devo chiedere di salutare la community perché tra 2 minuti stacca in automatico. Sì. Mi spiace che non so perché non riuscivo a entrare. Dobbiamo risolvere, cose colpa mia. da dirvi. Chiaramente Guido vi aveva preparato schemetti anche nuovi, ma non è colpa di Valerio mio, quindi saranno orfine le varie trasmissioni. Bravo, si fregano. Eccetera. Perché ormai sapete che io sempre mi devo inventare qualche cosa di nuovo. Un abbraccio alle amiche Bellini, agli amici Bellini, a Valerio. Non è da scoraggiare, è da avere pazienza. Per oggi abbiamo sprecato un set point, dobbiamo dirlo con serenità, questa è la verità, ed era un bel set point, l'abbiamo concesso alla Lazio. Vediamo nelle prossime. Grazie. Le prossime 2 sono da vincere, ragazzi, senza se, senza no. Un abbraccio a tutti. Ciao Guido, un abbraccio gigante, grazie all'amico Bellino che mi ha detto l'idea, chiamalo a volo in modo tale che abbiamo almeno potuto ascoltarlo. Tra 1 minuto la live finisce proprio, cioè si sente proprio e finisce proprio, si interrompe. Di conseguenza è colpa del capitalismo, non lo so, stavate facendo un bel recap anche delle partite, degli scontri diretti che a me interessano il giusto. Io vi ho sempre detto, questa è una battaglia mia e di Fabio, che le piccole proprio non posso sopportare di perdere. Gli scontri diretti varie, come si dice, le triple, no? Ti può capitare, se vinci gli scontri diretti è chiaro che vai in pompa magna, in Champions ci vai sicuro, però ti puoi giocare delle chance. Viceversa devi vincere sempre con le piccole. Se vuoi andare in Champions, lotta per lo scudetto come stai facendo in un modo o nell'altro, e in Champions ci vai. Non c'ho manco il tempo di farvi sentire la sigla. Lasciate il like, la sigla, perché poi finisce tutto. Vi abbraccio, molto vi bene, bacio. Il un nuovo clima sistema sereno, mi fa piacere. Allora, prego.